Allora, come avevamo anticipato stamattina, incominceremo a leggere lo statuto ora, in modo tale che si capisca effettivamente qual è la linea etica e qual è il principio alla base di questa azione che sta venendo a essere svolta e compiuta, che è un dato di fatto inopinabile, ormai una realtà pragmatica che sta venendo vissuta da svariate persone, sia a livello coscienziale che a livello pratico sul territorio sardo, e che sta dando la possibilità a chi ha ovviamente un intento comune di riuscire ad accomunarsi con gli altri. Questo statuto è stato notificato dal sottoscritto il 3 dicembre 2020 ed è stato notificato alla regione autonoma, quindi ovviamente anche al signor Solinas. È stato notificato al comune di Quarto Sant'Elena, in cui è stato ottenuto il protocollo di trasferimento agli uffici di competenza. È stato notificato al tempo presidente Conte e al signor Mattarella, ed è stato notificato anche al Forum dei Popoli Indigeni all'interno delle Nazioni Unite. Questo quindi è lo Statuto Nazionale dell'Isola di Sardegna. È uno statuto del e per il popolo sardana-sardo. Tutti coloro i quali, con apposita documentazione, andranno a rivendicare la loro reale nazionalità sarda, aventi già cittadinanza italiana, oppure coloro i quali, aventi nazionalità italiana, che andranno a richiedere la cittadinanza sarda, giurano sul loro onore, sulla loro essenza e sui propri abiti di rispettare, accettare, accogliere, difendere e diffondere in toto, pienamente e amorevolmente, l'intero contenuto dello Statuto Nazionale dell'Isola di Sardegna. La bandiera nazionale sarà istituita collettivamente. Partiamo da questo punto fondamentale. La bandiera sarda non è la bandiera dei quattro muri. La bandiera originale è l'albero forense di resistenza degli indipendentisti sardi che avevano dato testimonianza di un qualcosa di molto importante. Ai tempi dei giudicati. Ne abbiamo già qui addirittura una testimonianza pratica, perché questo evento si è ricreato ed è successo nella realtà dei fatti materiali, e abbiamo qui presente la persona che assieme a suo nonno ha potuto fare veramente questo gesto, che ha dato testimonianza del fatto che anche se tagliato dalle radici un albero e ripiantato nella stessa terra che lo ha generato, riesce a rimettere radici nuovamente. Perché, e questo sarà Davide stesso a potervelo dire, all'interno del terreno di suo nonno è stato trasportato un albero che era stato tagliato dalle radici e che ha potuto rifar fiorire la sua chioma e riuscire a rimettere radici stesse all'interno della terra. Vuoi dirci qualcosa della tua esperienza interiore quando questo è accaduto? Allora, io ero un po' dubitante, diciamo, cioè non ci credevo che sarebbe ricresciuto, perché ho detto ormai quest'albero è già cresciuto, una volta che gli tagli le radici e lo ripianti non la fa più la chioma. E invece qualche tempo dopo, qualche mese dopo, ho visto il verde della chioma e lì sono rimasto molto contento, ho detto minchia, mi sono sbagliato, quindi sicuramente si può poi riattribuire filosoficamente alla vita di tutti i giorni. E niente, è stata una bella esperienza. Posso fare una domanda? Sì. Mi interessava sapere che albero è. Allora, io non ne sono sicuro di che albero fosse, però credo o un corbezzo o qualcosa di simile. Ok, grazie. Quindi comunque una pianta autoctona, no? Della Sardegna. Sì, quello ne sono sicuro. Grazie. Dove? A Quarto, in un terreno a Quarto Sant'Elena. Ok. Proseguiamo quindi con le informazioni che sono state inserite all'interno di questo statuto. Il presente statuto è pienamente basato sul pieno rispetto delle leggi universali della creazione, manifestate umanamente come leggi di diritto naturale di esistenza, ed ha anche convenuto che le leggi di diritto internazionale, di cui nello specifico la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e la Dichiarazione dei diritti universali umani, di cui è stato scelto di beneficiare, siano in grado di permettere con semplici ed efficaci termini di fornire una testimonianza reale ed esplicativa della presenza ed esistenza dei popoli autoctoni del pianeta Terra, civiltà di nativi non alieni, aborigeni ed indigeni, come palesemente essere a tutti gli effetti quello Shardana sardo, popolo nativo autoctono, antico ed indissolubilmente legato alla creazione stessa del cosmo. Viene qui di seguito quindi enunciato. La premessa è basata sulla base del commissariamento dello Stato o del già Stato italiano Repubblica of Italy SPA, atto effettuato dalla GSRT Virtual Bank con protocollo 0830-2020,
di cui ha tutti i diritti riservati senza pregiudizio, registrato con documento dell'UCC numero 2013032035, riconosciuto e perennemente ratificato con documento UCC 2017-277-6608-02 del 4 ottobre 2017. La GST Virtual Bank, in seguito all'invio di fondi per il saldo del debito pubblico dello Stato italiano, ovvero Republic of Italy, registrazione al SEC Foreign Government, con numero di registrazione CIC 0000 52782 SIC 8888, con il record numero GST Virtual Bank 001 2020 del 13 marzo 2020, essendo divenuta creditrice unica senza pretesto, dichiara che il presente atto di commissariamento dello Stato italiano, del Governo italiano e della Repubblica Italiana, della Republic of Italy SPA, Government Foreign CIC, nuovamente il numero di registrazione, e di ogni e qualsiasi ente e organo ad esso collegato. Questa è una premessa importante e fondamentale, che deve far capire a tutti coloro i quali ancora non avessero ben capito e compreso che lo stato di cose, lo stato di fatto a livello burocratico italiano, già anche a livello internazionale, è stato dichiarato sia fallito come agenzia e come società, perché lo Stato italiano non esiste come Stato di fatto, ma esiste solo come Stato di diritto, imposto sulla base del fatto che ottiene il consenso popolare. E il popolo non è più considerato popolo, ma è considerato dipendente nel momento in cui si identifica all'interno di una finzione giuridica. C'è da fare una parentesi che lo Stato italiano nasce dallo svuotamento della nazione sarda dal tempo del Regno di Sardegna. Condividi con tutti noi, alza la voce, fai sentire la verità dei fatti, di quello che Lo veramente Stato è di italiano nostra nasce coscienza. dallo svuotamento della nazione sarda a fine 1700, quando la nazione sarda era riconosciuta con atti e volontà pubblica ed era rappresentata dagli stamenti al Parlamento del Regno di Sardegna a Torino, che ogni 15 giorni andavano a rappresentare la Sardegna. Poi ci sono stati dei traditori, i cui discendenti sono ancora in regione. Solinas è un discendente diretto di questi traditori, che si sono venduti e hanno fatto in modo di soffocare nel sangue la rivoluzione sarda e poi gallurese in un secondo tentativo al nord, dove abito io, uccidendo chi aveva preso in mano tutta quanta la situazione dopo l'esilio di Angioy, che era stato costretto all'esilio perché non era riuscito a unire la Sardegna al primo tentativo per cacciare i feudatari e ridimensionare il potere dei Savoia e degli aristocratici. Dopodiché, con l'uccisione dei capi avvenuta i primi del 1800, Cilocca e Sannacorda, che stavano organizzando il tutto in Gallura insieme ai corsi e insieme al popolo sardo, però poi sono stati traditi dal nonno del protagonista, che poi troviamo nel Muto di Gallura. C'è un libro che parla benissimo di queste storie, che si chiama L'uomo di Silvamalla, l'ultimo degli Angioini, un libro che neanche a farla apposta ha scritto il marito della sorella di mia madre, e io ho scoperto l'esistenza di questo libro dopo delle ricerche che ho fatto per dei ritrovamenti che ho fatto in un terreno di famiglia, perché dopo il re ha dichiarato fuori legge gli Angioini e si sono dati tutti al banditismo e alla vigiarta e al contrabbando con la Corsica. Questa storia non viene insegnata nelle scuole ed è stata sapientemente occultata. Il tradimento della nazione sarda si è compiuto nel 1842 con gli ultimi indipendentisti che hanno ceduto la sovranità completamente ai piemontesi e hanno dichiarato la fine degli stamenti dello statuto sardo, barattandoselo per 4 soldi con i piemontesi. Non sono più andati a rappresentare la Sardegna in Piemonte nel 1842. È finito il tempo degli stamenti, li chiamavano gli stamenti i rappresentanti al Parlamento del Regno di Sardegna a Torino. 1800, ci sono date, ci sono documenti, è tutto carte alla mano. Queste cose io ho preso il compito morale di divulgarla. Roberto gli ho dato il libro, do il libro a tutti quelli che lo vogliono, perché è un libro che veramente ti apre la mente a 360 gradi, perché questo libro è stato scritto sulla base di atti concreti, atti pubblici, documentati, più i conti di Fuchili, i racconti del focolaio che questo mio parente acquisito ha tramandato, perché lui aveva questa passione
aveva una memoria fotografica, una memoria incredibile, e tramandava i racconti che facevano i suoi avi fino al suo trisavoro, che era protagonista in queste storie. È un libro romanzato che è un capolavoro, è veramente da ascoltare. E poi scopri le sfaccettature, come ad esempio sapere che l'ultimo atto legislativo del Regno di Sardegna aveva il numero 66, il primo atto legislativo dello Stato italiano il numero 67. 2 più 2 fa sempre 4 in casa mia. Quindi la nazione sarda non è mai stata dichiarata finita. Cagliari è la città italiana, è la città al mondo che ha più consolati di tutti messi insieme, perché si sfrutta ancora lo statuto di nazione sarda in modo subdolo e incredibile, col il tacito assenso degli indipendentisti falsi o traditori che continuano a svernare attorno ai poteri conclamati dell'elite mondiale, che ha i suoi referenti sardi che continuano a tenere il popolo sotto scacco. E Solinas è un discendente diretto di uno di questi traditori. Ci sono nomi e cognomi, ci sono Grazie documenti, mille, Oreste. c'è poco da girarci attorno. Io mi sono appassionato a questa storia proprio partendo da un terreno di famiglia dove ho trovato praticamente un nascondiglio, Roberto l'ha visto, Personalmente. dove secondo Giua è stato ucciso lì vicino il nipote di Cirocco, che era di Sesto, non era era di Sesto, dopo l'insurrezione chiamata rivolta gallurese. È stato ucciso proprio nel mio terreno. Da lì, dopo che era dichiarato fuorilegge gli Angioini, si sono andati alla macchia e nel mio terreno è nato uno dei quartier generali loro, che praticamente era uno dei centri principali dal 1800 in poi fino al 1850, dove tutto il contrabbando dalla Sardegna alla Corsica passava da lì. La chiamavano la dogana, nessuno poteva passare da lì senza lasciare o pagare il pegno. In quel periodo, il pizzo, in quel periodo nel mio paese sono nati più di 60 bambini di padri ignoti. Proprio in quel periodo lì, quindi abbiamo il sangue. Grazie alla volontà delle madri. Grazie alla volontà delle madri, grazie alla volontà degli sperma. Lo spirito di libertà. Alla fine c'è una radice karmica, ancestrale, spirituale dietro, che non la fermi. Cioè la volontà dell'uomo può fare quello che vuole, ma poi c'è una volontà più forte di noi che lavora attraverso le persone in modo invisibile, però i risultati sono palesi e alla fine li puoi toccare, li puoi Si analizzare. vedono con gli benissimo. occhi. Come oggi, come Grazie l'incontro, mille. come Questo l'incontro intervento di molto adesso. importante. Grazie a voi. Grazie a voi. Proseguiamo adesso con quello che effettivamente ci è utile a mandare avanti questa comprensione che collettivamente dà la possibilità di riuscire a vedere qual è la realtà dei fatti, attualizzando sempre di più lo stato delle cose. Si notifica che il cui presente statuto, vigente da ora ed in perpetuo per tutti i nativi sciardana sardi, così come anche per tutti gli altri abitanti presenti nell'isola di Sardegna non nativi, è qui costituito per la salvezza, la salvaguardia, la tutela, l'evoluzione ed ogni altra e qualsiasi benefica manifestazione delle virtù umane esprimibili attraverso la tradizionalità dei sardi nativi. L'isola di Sardegna è ufficialmente una terra natia per tutti i suoi nativi aborigeni indigeni, popolo che è pienamente capacitato ad esercitare il proprio diritto all'autogoverno ed autosufficienza. Ogni e qualsiasi forestiero, alieno ed esterno tipo di controllo atto a rovinare, limitare, distruggere, così come ogni altro atto e qualsiasi tipo di malevola circostanza scaturita da atti impropri compiuti dai non aborigeni in passato, presente e futuro, ed anche da tutti gli aborigeni stessi compienti tali atti, è completamente negata in perpetuo, al fine di tutelare la piena sussistenza e realtà dell'isola con tutti i suoi nativi abitanti. Ogni residente nativo attualmente presente nell'isola di Sardegna, ora nazione autonoma, dovrà effettuare le opportune azioni al fine di documentare la propria natività, qualora si abbia certezza della propria discendenza ed ancestralità, grazie alla propria genetica familiare, con le apposite documentazioni disponibili attraverso gli uffici dedicati che dovranno essere fornite alle sedi opportune al fine di ottenere il massimo godimento
di tutti i diritti presenti ed enunciati nel proseguo dello Statuto. Ogni residente nell'isola di Sardegna, nazione autonoma non nativo ma alieno alla terra sarda, dovrà effettuare le opportune procedure per documentare la propria provenienza entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dalla notificazione del presente statuto alla collettività, per poter effettuare tutte le dovute verifiche in relazione alla natura del soggiorno in essere sull'isola di Sardegna, che dovrà essere diligentemente notificato al fine di poter ricevere la cittadinanza sarda, qualora l'alieno rispettasse e accetti in toto per intero il cui presente statuto e non abbia compiuto nessun atto che vada in contrasto con lo stesso, che abbia testimoniato con le proprie azioni la volontà di servire i qui enunciati doveri comunitari al fine di poter beneficiare dei diritti ad esso connessi. Ogni nativo di Sardegna, attualmente residente in terra straniera, ha il diritto esclusivo ed inviolabile di fare ritorno alla sua terra natia, isola di Sardegna, in qualsiasi ed ogni momento, a sua totale e completa discrezione, ricevendo ogni supporto necessario da parte degli enti stranieri sul cui suolo il nativo si trovi, compresi i costi e le spese da sostenere per il viaggio di trasferimento e il trasporto dei beni personali goduti dal nativo su terra straniera. Ciascun nativo ha la piena e totale responsabilità di rispettare in maniera integrale l'intero statuto, con coscienza e diligenza, manifestando il più evoluto comportamento umano alla tutela e salvaguardia delle proprie tradizioni ed origini, per rendere grazie ai propri avi e costruire le più favorevoli condizioni di sviluppo per i nascituri dell'isola e di tutta la propria dinastia familiare, con il massimo onore e amore. Ogni residente, cittadino riconosciuto dell'isola di Sardegna non nativo si assume la piena e totale responsabilità di ogni e ciascuna manifestazione della propria essenza, compresa la massima e vincolante volontà al rispetto completo e totale verso i doveri di cui al presente statuto si fa espressa notificazione, con conviviale e mutuale collaborazione dei nativi, che si impegnano a mantenere intatto e stabile l'ambiente naturale dell'isola di Sardegna, nel pieno rispetto di tutte le sue tradizioni e della sua storia ancestrale, sin dalla creazione dell'universo conosciuto che ha gestato i primi uomini e donne sulla terra sarda. Questi sono i primi 6 punti della notificazione, che si concludono con poche righe, con la cui presente si notifica che nulla della presente dichiarazione, qui chiamata a essere Statuto Nazionale dell'Isola di Sardegna, può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati. Con ispirazione alla Dichiarazione dei diritti universali umani e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, da cui si è condiviso e riconosciuto ciò che viene enunciato nei seguenti articoli come parte fondamentale ed integrante dell'organizzazione olistica della nazione dell'isola di Sardegna, in fede e rispetto di ogni e qualsiasi forma di vita, si notificano i seguenti articoli. E da qui partono ovviamente tutti gli articoli. Vorrei fare un piccolo preambolo, perché è chiaro che nonostante queste notificazioni siano state fatte, nonostante queste informazioni siano arrivate agli enti competenti, nonostante queste informazioni siano di pubblico dominio e quindi visionabili a chiunque, tutti abbiano avuto la coscienza, la capacità e l'interesse di riuscire ad entrare a fondo e nel dettaglio su tutto quello che è il contenuto di questo documento, che è semplicemente una base iniziale, quasi la pietra scartata su cui poi si va ad erigere un tempio, che permette a tutti i nativi e non di riuscire a creare veramente un ambiente che sia in grado di testimoniare cosa voglia dire essere umani coscienti, dove i propri comportamenti, i propri atteggiamenti e le proprie azioni manifestate nel mondo riportano a un'integrità di fondo che non permette più certe tipologie di manifestazioni sul pianeta. All'interno di questi articoli ci saranno poi anche ovviamente tutte le specificazioni del caso, che faranno capire e renderanno chiaro e noto che questo statuto è valido sino al momento in cui non ci sarà nessun altro tipo di decisione popolare di volerlo modificare o di crearne uno nuovo, che sarà sicuramente molto più funzionale e, oltre ciò, generato da tutte le menti e da tutti i cuori di tutti coloro i quali saranno presenti qui in carne ed ossa, e non solo da un singolo individuo che si è preso, in questo caso il sottoscritto, la responsabilità di fare un atto che doveva riportare un equilibrio cosmico di bilanciamento karmico che in tutto il mondo stava arrivando a creare altrimenti degli squilibri sociali
che avrebbero potuto vedere la distruzione del pianeta stesso. E c'è stato quindi un intervento divino, inteso come proprio intelligenza di Dio, che, fattosi canale all'interno di questa essenza, ha dato la possibilità di avere voce nel mondo a un pensiero che è riallacciato alla verità dei fatti. Bravo. Quindi questa è la dichiarazione, lo statuto dei diritti dei nativi Shardana Sardi di Sardegna. All'articolo 1 leggiamo: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni gli altri verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Questo articolo sembra complesso, perché ci sono molte terminologie che si riallacciano l'una all'altra, ma in realtà è molto semplice da capire. Tutti abbiamo la capacità di autodeterminare il fatto che nessuno Stato possa prescludere e quindi andare a limitare ed eliminare i diritti inalienabili che ogni essere umano ha di testimoniare di essere in vita in maniera sovrana e quindi di poter realmente dirigere e gestire la propria vita sulla base della sua responsabilità. Si parlava di libero arbitrio, che è un processo che è stato già sigillato. Ora esiste solo la legge della coscienza, che fa sì che chi è in coscienza, e quindi non è incosciente, è vivo. Chi è incosciente è nella morte. Questo statuto rende testimonianza al fatto che chiunque sia vivo si prende la responsabilità quotidianamente di tutte le azioni che compie. Bravo. Incredibile. Bene, bene. Amen, giù, alleluia. Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti. Questo semplice articolo sarebbe stato l'unico necessario a testimoniare a tutto questo sistema che ha cercato in ogni maniera possibile di effettuare azioni degradanti, torture e trattamenti crudeli nei confronti dell'umanità per non subirli, sulla base di una credenza popolare forte che testimoniava la propria capacità di autoguarigione, per esempio tramite la natura e tutto ciò che essa ci concede. Articolo 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Questo significa che tutti, dal primo all'ultimo, abbiamo la capacità di interloquire e dialogare con qualsiasi Stato, sia politico, giuridico o anche d'essere, in qualsiasi parte del mondo. Ed è un diritto che deve essere esercitato, non può essere richiesto. Nessuno lo concede un diritto. Ce l'hai e lo eserciti. Esatto. Articolo 7. Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8. Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dal qui presente statuto e da ogni legge nazionale ed internazionale di altri paesi. Questo cosa sta a significare? Che così come è avvenuto per esempio in questo periodo pseudo-pandemico, tantissime persone non solo si sono rivolte a tribunali internazionali per far valere i loro diritti, ma hanno potuto addirittura cambiare giurisdizione per testimoniare che non avevano a dover sottostare a certe legislazioni, che noi stessi abbiamo tutto il diritto
di arrivare a connetterci con tutte quelle altre enti, politiche, governative, sociali, burocratiche, governamentali, che tutelino e garantiscano i diritti fondamentali dell'uomo. Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Questo articolo, nonostante non sia stato ben compreso per lo più quando a me avvenivano certe circostanze, è stato proprio quello che ha permesso di non essere mai arrestato, né detenuto, né esiliato da questa terra, nonostante fossi stato disconosciuto da uno stato di cose, nonostante sia stato perseguitato dalle forze dell'ordine in svariate maniere e nonostante gli atti che abbia fatto a livello internazionale siano diventati di dominio pubblico. Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale popolare indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 11. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo, nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Ogni individuo sarà condannato per un comportamento commissivo e od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non sia stato considerato reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale, a causa di conflitti di interesse e di irragionevoli errate interpretazioni della Dichiarazione dei diritti universali umani e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Andrà ad essere inflitta pena uguale a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso o superiore qualora il volere popolare ritenga che la pena non sia adeguatamente sufficiente alla piena indennizzazione dei danni subiti a causa di tali reati. Ora, quanti di noi si rendono coscienti e sanno perfettamente del danno che è stato perpetuato non solo a livello genetico, ma anche a livello mentale, fisico ed emotivo dei nativi di Sardegna che sono stati soggiogati, presi in giro e dopodiché utilizzati come cavia sperimentale di sieri transgenici? Quale dovrebbe essere, a livello popolare, inteso come il popolo che è qui presente ora, una pena adeguata per le persone che hanno non solo dato l'ordine, ma che hanno agito in tal senso? Certo. Io direi che è meglio lasciare la libera interpretazione, perché potrebbero venire fuori un po' di parole che probabilmente andrebbero un po' al di là della pacificità di alcune persone. Articolo 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie della sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Esempio palese. Tutte le denunce fatte dal sottoscritto nei confronti della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine sono state archiviate e mandate in prescrizione, perché andavano a ledere non solo la mia vita privata, non solo il mio onore e la mia reputazione, ma anche arrivavano a creare problematiche alla mia corrispondenza. Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14. Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Perché in questo articolo sono state indicate le Nazioni Unite e si parla di reati non politici? Perché, come indicato in precedenza, i nativi, avendo la possibilità di beneficiare non solo di un tribunale indipendente, ma anche di tutti i tribunali internazionali, possono andare a chiarire che chiunque stia compiendo atti di reato politico dentro il territorio sardo ha da dover essere ovviamente portato in sede tributaria dentro lo Stato in cui ha compiuto questi atti. E all'esterno, le Nazioni Unite, che sono coloro le quali dovranno e devono e
devono per forza di cose rispettare le loro stesse legislazioni, avranno da dover fare i conti con uno statuto che ha integrato all'interno di esso le loro stesse legislazioni. Ogni individuo, articolo 15, ha diritto ad una cittadinanza e ad il riconoscimento della sua nazionalità. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza. Chiunque quindi abbia una nazionalità differente o abbia una cittadinanza differente ma voglia acquisire ovviamente una nuova cittadinanza, può ovviamente farlo ed è ben accetto e ben accolto qua. Articolo 16. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di unirsi e di fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo all'unione, durante l'unione e qualora si decida di sciogliere tale unione, si assumono la piena e totale responsabilità della necessaria salvaguardia e tutela della prole da loro creata. L'unione potrà essere conclusa soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri uniti, uomo e donna. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dalla nazione. Articolo 17. Ogni individuo ha il diritto ad avere risorse per la sua personale sussistenza ed o in comune con gli altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato delle risorse ad esso necessarie. Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di associazione. Tale diritto include la libertà di scegliere ciò che maggiormente sia di beneficio alla propria evoluzione coscienziale e a quella collettiva, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria volontà e il proprio diritto nell'insegnamento, nelle pratiche, nello sviluppo e nell'osservanza degli atti dedicati all'evoluzione della coscienza individuale e collettiva. Quindi Salvatore, a te, vaccino o non vaccino, nessuno ti poteva togliere il diritto di continuare ad andare all'università, nessuno ti poteva togliere il diritto di continuare a insegnare a tutti quelli che volevano apprendere la tua arte, e nessuno potrà mai più farlo. E adesso puoi ben sapere che non solo c'è veramente la possibilità di essere anche giuridicamente in grado di tutelarci, ma che avrai anche la capacità di supporto da chi veramente sta testimoniando tutto questo in altre parti dell'isola. Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. La censura che viene fatta, sia pubblicamente che privatamente, è ciò che sta cercando di utilizzare il sistema come mezzo per far sì che le informazioni pure e limpide non arrivino alle orecchie di chi le deve ascoltare, per essere tutelato e non farsi soggiogare. Adesso avremo da dover creare i nostri canali comunicativi. Articolo 20. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione contro la sua volontà. E un'associazione può essere anche un insieme di istituzioni giuridiche e politiche che decidono che cosa deve avvenire in un dato territorio. Articolo 21. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo della nazione, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. La volontà popolare è il fondamento dell'autogoverno. Tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni sociocratiche, effettuate a suffragio universale ed uguale, secondo una procedura equivalente di libera votazione certificata. Cosa va a significare tutto questo? E qui chiariamo definitivamente questa differenziazione di fondo con ciò che il governo sardo provvisorio e il Movimento di Liberazione Nazionale Sardo vuole fare e quello che è inserito all'interno di questo statuto. Le elezioni sociocratiche non sono delle elezioni governative politiche che vanno a determinare delle cariche di Stato, ma sono delle elezioni dove si vanno a dichiarare quali sono i capisaldi di maestria, di competenza e di funzionalità egualitaria all'interno di una comunità che, così come un'impresa vera e propria, in questo caso è titanica,
ha la possibilità di dare il proprio contributo a tutta la comunità, mettendo a disposizione del prossimo non una figura e una carica politica, ma una competenza, una maestria intesa come un valore intrinseco che si è maturato nella propria esperienza di vita. È inutile andare a chiedere a un falegname la competenza di un pianellista. È inutile andare a chiedere a un agricoltore la competenza di un elettricista. Perché? Perché anche se è vero che esiste il tuttofare e anche se è vero che esistono i poliedrici, ciascuno ha una propria intrinseca capacità di maestrare, quindi avere la maestria di una specifica tematica meglio di qualsiasi altra. Questo fa sì che tali persone e tali individui divengano poi appunto in maniera certificata, e si parla di suffragio universale perché veramente tutta la comunità deve potersi esprimere, non solo una parte e non solo una maggioranza deve andare a decidere quali siano queste figure, vada a dirigere e poi gestire al meglio tutta l'attività comunitaria che si deve andare a ricreare nel tessuto sociale. Hai sicuramente qualcosa da dire? Sì, come si fa a riconoscere le competenze? È molto semplice, con quello che si manifesta nella vita quotidiana, con le opere e gli atti pratici che hanno dato testimonianza nella materia, e lo portiamo a terra il discorso, non è intellettuale, quello che c'è nei suoi locali non si è creato a schiocco di dita. No, lo so, no, è anche questo il discorso. Capisci? No, Quello che c'è all'interno- È importante la competenza, perché noi continuiamo a avere gente incompetente, no, che ci rappresenta. E quindi il discorso è che se non c'è la precedenza della competenza, siamo punto a capo, siamo sempre... Però la competenza dipende dove è centrata la competenza. Se la competenza Sì, è centrata infatti penso per che- delegittimare il popolo, e lo stiamo vedendo, che ci sono dei geni criminali che ci governano, che... Ma quella è la competenza di genio criminale. Cioè. No, la competenza deve essere avvallata dalla comunità, cioè se io Sì, vedo che Roberto è un talento nel fare certe cose, non ho bisogno di certificare, glielo riconosco. Cioè è un discorso che prima veniva fatto, adesso invece ci vuole il certificatino. Quel certificatino alla fine sta avvallando un potere che non è il potere della comunità, di autodeterminazione. sarà E qui che proprio esatto, quello appunto, che si va a specificare proprio questo. La procedura equivalente di libera votazione certificata non è una certificazione per ottenere un titolo, ma è la certificazione del fatto che comunitariamente si riconosce al proprio prossimo rispettando nella sua competenza la sua maestria. Ed è quello che Non mi succederà. potrei mai mettere al posto di Salvatore, né a dire né a spiegare quello che fa, anche se mi leggessi un libro intero che lui ha fatto. il problema è che però c'è tanta gente che lo fa. Ma quello è un mondo E noi abbiamo vecchio. già la soluzione. Quello è un mondo vecchio Che avendo che sta compreso andando a questo morire. e vedendo che per l'appunto c'è chi lo fa in quella maniera, non viene riconosciuto. Non viene riconosciuto da chi da come, perché nella mia esperienza... Da chi nella comunità Eh. ha la capacità effettiva di aver raggiunto questo grado di coscienza. Perché il discorso è che io ho visto proprio l'esperienza sul campo, no? Una persona che aveva competenza e una persona che non aveva competenza. Però, siccome le anime sono in effetti fragili, lì c'era dietro un movimento di soldi sicuramente, che non faceva tanto guadagnare le persone che non erano competenti, che però erano lì, ma faceva guadagnare quello che magari le aveva messe lì. Però dietro a queste persone c'è tutta una rete di conoscenze, di parenti, Di clientele, di opportunismo, di scambio. ma sai, ma proprio Dille gente tutte, che non dille ha tutte. nessuna cognizione in materia, che però supporta quella persona che non ha competenza. Questa è la matrice che sta crollando, il vecchio paradigma, cioè tanti io che vogliono parassitarsi l'un l'altro per accaparrarsi più di un altro. Ma il Mentre adesso E noi stiamo sovvertiamo transitando infatti tra adesso l'io e il il noi. paradigma. Ma Poi io noi, allora lo non sto spazio- parlando Poi, di poi me, prosegui, no? dico giusto una cosa e poi ti posso introdurre anche meglio. Perché in realtà il paradigma che è cambiato è proprio questo: l'anima non è fragile, l'anima è indissolubile e indistruttibile. È l'ego che è fragile, Sono le frammentazioni L'io. individuali. esattamente. Allora, La fragilità io sta in capisco. quello, proteggere l'individualità dell'anima che si manifesta attraverso Allora l'io. il lavoro veramente importante è arrivare o dare gli strumenti per la consapevolezza, perché sennò
Arriveranno anche quelli. Arriverà Luigi, per favore. arriverà naturalmente Un po' una più certe capito. Un cose. attimo Sì, solo. ecco, volevo dire proprio in proposito che io distinguerei due categorie di azioni che si possono individuare per comprendere le reali competenze di qualsiasi individuo. Cioè una categoria di azioni riguarda le opere che eventualmente questa persona realizza e l'altra i servizi che può fornire, per cui sono fatti concreti, visibili da tutti, da chiunque, per cui io se vedo che un individuo ha creato quel tipo di opera, so che realmente è stato in grado di realizzarla, così come un servizio, se ha svolto un servizio in maniera egregia, so che l'ha fatto in maniera opportuna e quindi lo può riconoscere chiunque. Sono pienamente d'accordo con questo Ma non metodo è, di... questo è nella teoria ma non è nella pratica, e vi sto portando un esempio pratico proprio per non cadere nel primo tranello. Però capito? sono cose del passato che Ma io ti si capisco, disgregheranno però noi- automaticamente. si disgregheranno, io non lo so se si disgregheranno. Nel E senso allora che- stai ancora cedendo il potere, perché No. solo tu puoi sapere quello che crei nella tua realtà No, e lo nel fai senso tramite il che verbo. questo In principio Dio era il verbo e il verbo era Dio. Tu crei la tua sì, realtà. e va benissimo, io sto Sì, solo dicendo posso- che finché siamo in un gruppo scusami. di 12, 14, riusciamo a capire il livello della conversazione. Quando andiamo in una cosa più ampia, cioè è lì che ci sono i problemi, mica... Non è infatti Ma di posso- ampiezza. posso c'è dire un una mondo cosa? Non è la ampio, che è quantità, molto ma la ampio, qualità. che Io La sta, microetnia è data proprio da quello. Che si ognuno- sta ognuno autodistruggendo, pensa si di sta aver la sua- sgretolando. lo Volevo so, spiegarmi però- un po' Meglio. con un altro esempio. Certo. Per esempio, attualmente, oggi, nello Stato Italia che viviamo, abbiamo come riconoscimento delle competenze i titoli di studio, cioè dal diploma, la laurea, il dottorato, eccetera, e sono, per quanto mi riguarda, dei pezzi di carta. Bravo. Ovviamente. Quelli sono pezzi di carta, e allora lì non si può fare questo discorso, ma sulle azioni, sulle cose che io in realtà vado a realizzare, che siano servizi o che siano opere, lì c'è poco da discutere. Allora, io ho sentito Cioè, se l'ho dire- fatto l'ho fatto, e se no non l'ho fatto, ma l'ho io ho fatto sentito crollare. dire insomma. di persone che hanno curato, per esempio, Mm. perché abbiamo una Gabriella Mereo che sa... Aspetta, se hai sentito dire di, No, non è no, un'esperienza no. diretta. No, è l'esperienza diretta. Queste persone hanno detto che questa persona era una ciarlatana. Io ti dico, questa persona non è una ciarlatana perché la conosco e ho visto, e allora lì capito. È la tua Cioè, verità. è Si una che- vita- arriva fa. quindi alla comprensione del fatto che Eh. la riconoscenza in una comunità non deve essere della collettività. La comunità e la collettività sono due cose completamente diverse. Una persona riconosciuta all'interno di una comunità è tutelata, protetta e accolta in quella comunità. Quella competenza, se poi necessita di essere effettivamente beneficiata in altre parti della collettività, sta a un'altra comunità decidere se riconoscerla. Se nell'ambiente, parliamo territorialmente, di Sadali, tutti riconoscono quello che Salvatore sta facendo e che ha fatto, è perché lui ne ha dato testimonianza, ne continua a dare testimonianza Sono e fatti. ne è la prova vivente. Un fatto Però io realmente dico, concreto. Nessuno vieta che a Sassari possa arrivare un chi che sia e dire che Salvatore Mura è un ciarlatano, che quello che dice che fa non esiste, o che è tutta una farneticazione della sua mente. Ma questo non va a eliminare il valore e la realtà di Salvatore Mura. Esatto. Bene, Nella società collettiva, e questo è il punto di fondo, eh, che superato quel gap e quel limite di concezione collettiva, non c'è più la problematica. senti, io ho un'esperienza ancora, cioè di una persona che nella sua comunità non viene considerata assolutamente. C'è un proverbio molto famoso che dice che nessuno è profeta in patria, ed è una cosa che si può vedere sempre, non è che è un caso. Però in questo caso nella sua comunità non viene assolutamente presa in considerazione per vari motivi, invidia, cose eccetera. Certo che se uno non è corrotto dentro questa cosa non succede, però di fatto è così. Nella sua comunità non viene considerata, ma viene considerata da tutto il resto del mondo. Benissimo. Quindi capisci? Però si Infatti stanno- noi siamo Cioè, nel mondo ma non si sta siamo del creando. mondo. Ma è dal tempo di Cristo Stanno che succede creando. così. Lui è dalla Galilea, dalla Giudea è passato a testimoniare in Giudea, non aveva più spazio, ce l'hanno bucato, è andato in Galilea, è andato da altre parti. È un qualcosa che si ripete in tutte le persone che portano verità, come ha fatto Cristo a suo tempo, che vengono perseguitate sistematicamente. Però siamo in un tempo nuovo, siamo in un'era cristica dove tutta la verità si radicherà in un modo talmente forte
che tutto il vecchio paradigma, come dice lui, si sgretolerà da solo. Dobbiamo avere anche fiducia e pazienza e accettare che ci sia una certa parte che è ancora legata al vecchio sistema. Abbiate pazienza. Però- Noi continuiamo a alimentare il bene e a divulgare il verbo vero, la verità, a difenderla, a diffonderla. Poi Dio vede vidi e facci. Sì, però per esempio tutto questo statuto, noi perché lo stiamo ascoltando? Perché lui l'ha fatto? Per difesa, dunque di No. protezione, diciamo. Ti vado allora a rimandare a quello che è stato indicato inizialmente. Questo statuto è stato effettuato per negare il continuo o la possibile creazione in qualsiasi linea temporale esistente, presente, passata e futura, di azioni che andassero a disgregare il tessuto collettivo, sociale, inteso non più però come persone, ma come forze di leggi universali che gestiscono e armonizzano le funzioni di ciascuna esistenza. Benissimo. Non era una difesa, perché io non sono sotto attacco da nessuno, né attacco nessuno. No, difesa, protezione in ogni caso. Scusa, se tu... A tutela Cioè, io ascoltando c'è già una te- differenza. A tutela, a protezione e a tutela. Io viaggio con queste due parole, per esempio, ma sono quelle. È la tutela. E quindi la tutela, per esempio, di chi ha la competenza è la tutela della nostra cultura. Io mi trovo tutti i giorni a avere a che fare con questo, capito? E il problema è che non c'è la tutela ma della persona, della cultura, capito? E la persona è quella che ha la competenza, però magari arriva il professore universitario e prende... Allora dove sta a noi? e lo mette... Quando nel nostro piccolo tu inizi a mettere in pratica quello che dice lui e a dare competenze a chi ce l'ha, a prescindere dal titolo che ha, automaticamente il professore che si presenta e dice sì, sono tizio, io ho la laurea lì, benissimo, e noi continuiamo a seguire Roberto che è uno zero assoluto nei confronti dei titoli e mettiamo in pratica vivendo come una vera comunità, automaticamente quello è lui che prende quel certificato e lo nasconde e non si presenta più con quella cosa lì. Cioè il potere siamo noi Non a entra darlo. proprio Sì. nemmeno all'interno di una Sì, io comunità capisco, più un quindi- meccanismo di questo tipo. E ti Cioè spiego anche il diventa una perché. comunità che... Quando all'interno di una comunità si è arrivati a vivere e sperimentare un grado di coscienza, questi tipi di circostanze mentali Certo, no, non lo ci sono. capisco, lo capisco. Quindi si sta Il parlando riportarle della in nuova auge, comunità il sostanzialmente. riportarle in auge è solo e esclusivamente un essere ancora attaccati a qualcosa che non esiste più. Cioè, lasciate che i morti depositino. Esattamente, perché la realtà dei fatti, Le ripeto, nuove è creata comunità quotidianamente creeranno da un quello che centro diciamo. magnetico, dove tutte queste persone che appunto non sono profeti in patria vanno a creare queste comunità magnetiche dove ci sarà questo spazio di coscienza su medesima frequenza, vedete, dove la maestria sarà spontanea e il riconoscimento Si sarà centreranno spontaneo. poi su Questo è principi il passaggio. universali, su principi Questo sarà il cosmici passaggio. che sono Non è già... l'attuale comunità facciamo un disabile, attimo- Esatto. Saldo della situazione e riusciamo a dare informazioni a tutti. Lei chiede ora, perché ovviamente bisogna ascoltare veramente e dare spazio alla voce di tutti. Ma quindi queste comunità verranno create ciascuno nella sua zona. È lo stesso discorso che è stato fatto prima, microetnie locali. Per questo non si parla di collettività, ma di comunità. È inutile il voler pensare a dare da mangiare a 1 milione di persone se non si è capito come darsi da mangiare prima di tutto a se stessi, nutrendosi di ciò che veramente ci mette a disposizione l'universo, e in più puoi capire come produrre ciò che serve agli altri. Perché è questo il punto di fondo. Noi a se stessi, carne della stessa carne, pane dello stesso pane, siamo ciò che dà nutrimento a tutto quello che è la vita che ci circonda, quindi gli altri compresi. Nella collettività questo processo non può avvenire, perché la collettività necessita di qualcuno che se ne prenda cura, mentre in una comunità ci si cura degli altri, che è ben differente. Tutto ci si riconosce. Abbiamo fatto un grande excursus, proseguiamo così che anche con gli orari riusciamo a rimanere in linea con la tempistica. Articolo 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e cooperazione internazionale, ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali, culturali, indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Ogni individuo, articolo 23, ha diritto alla propria autorealizzazione, alla libera scelta dei campi di realizzazione della propria essenza,
a giuste e soddisfacenti condizioni di manifestazione dei propri talenti e alla protezione contro l'ostruzionismo della propria autodeterminazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad uguale riconoscimento per le proprie realizzazioni. Ogni individuo che si adopera alla propria autorealizzazione ha diritto ad un supporto comunitario che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare delle associazioni e o di aderirvi per la difesa e lo sviluppo dei diritti nazionali, individuali e collettivi. Articolo 24. Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione alle ore dedicate ai doveri sociali comunitari, nel rispetto della propria salute e del proprio benessere, nonché rispettando il diritto di ricevere le giuste cure ed attenzioni, quando e qualora sia necessario, a ristabilire un pieno e totale stato di vitalità. Articolo 25. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di momentanea inabilità alla propria realizzazione, quindi malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati dall'unione devono godere della stessa protezione sociale. Prendiamo ad esempio quello che è emerso ieri, quando per l'appunto apparentemente l'esponente del governo sardo provvisorio Sergio Pes diceva che era impossibile ammalarsi nello Stato nazionale di Sardegna, perché chiunque doveva essere in salute, altrimenti non era produttivo, non poteva far parte di questo Stato. È una contraddizione in termini, perché quello stato di malessere che sta palesando una persona della comunità è un segno che qualcosa nella comunità non sta andando come deve andare, e tutta la comunità deve adoperarsi per riuscire a mantenere nuovamente quindi un'integrità omeostatica di tutti. Andiamo avanti. Articolo 26. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione è sempre gratuita per ogni livello scolastico. L'istruzione fondamentale e di base viene ad essere una condizione quotidiana determinata dall'integrazione degli individui appartenenti al popolo, attraverso l'istruzione comunitaria, naturale, presente in ogni nucleo sociale nazionale. L'istruzione tecnica e professionale è resa accessibile ed alla portata di tutti, mentre l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito e delle competenze manifestate dal singolo individuo, che riceve il massimo supporto e tutela al fine di autorealizzarsi coscientemente. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa promuove la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le anime viventi della nazione e di ogni anima vivente aliena rispettante le leggi universali e le leggi naturali, e deve favorire l'opera per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di proprietà nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli, di priorità, non proprietà, rispettando il valore e il volere degli stessi nel pieno e libero sviluppo dei loro talenti esserici. Questo articolo è stato quello che mi ha portato a poter finalmente estrinsecare quello che io nella mia esistenza terrena non ho mai potuto sperimentare, perché sono stato obbligato a prendere parte a un asilo, sono stato obbligato a prendere parte a una scuola elementare, sono stato obbligato a partecipare a una scuola media, sono stato obbligato ad arrivare sino a una scuola superiore, sino a che poi, avendo raggiunto la maggiore età e la forza interiore di dire no, basta, questo io non lo voglio per la mia anima, mi ha permesso di incominciare a fare i miei studi autonomi. Tutti i giovani, gli adulti, gli anziani che hanno veramente l'interesse a sviluppare delle competenze o a formarsi in determinate maniere e materie devono avere la possibilità e il supporto da tutta la collettività, e chi specialmente è competente in materia deve dare testimonianza della sapienza che ha acquisito, perché è stato un atto d'amore che ha compiuto durante la sua vita.
perché la sapienza è veramente un atto d'amore che si compie, dedicando il proprio tempo, le proprie energie e la propria quotidianità ad ottenere la maestria in un determinato ambito. Mhm. Quanti sono gli articoli? In totale sono circa una cinquantina. Siamo già al 27esimo, quindi siamo alla metà. Hai bisogno di andare al bagno? No, erano due punti che volevo, cioè io la vedo, non so quanti di voi sono stati all'estero, e io ho vissuto 45 anni in 12 nazioni, non è un gioco. Allora le ho viste tutte. Quello che dici tu l'ho sentito per esempio negli Stati Uniti d'America, ho fatto 5 anni contro la droga, non si risolverà mai, a meno che io non decido di non drogarmi, quindi autocoscienza. Però genitori colpevoli, famiglie colpevoli, perché uno non si droga, se no la famiglia è la vera educazione. Quindi io la causa, la radice di tutti i mali è nella famiglia, ma prima ancora nell'individuo. Però dalla mia esperienza internazionale, questi due punti vorrei, ecco, l'educazione che dici tu non è obbligato a questo, come me, no? Però dopo ho smesso e sono andato nel mondo a imparare. Quindi sono arrivato alla conclusione che la scuola deve essere genitoriale, cioè in America è già 50 anni che uno sceglie portare i figli alla scuola famiglia, no? Scuola parentale. In Italia siamo un po' indietro, però in Sardegna ce ne sono tanti e sto lavorando con loro. Quindi l'educazione parte da individuo e lì è un problema già, perché noi siamo individui di conflitto, non siamo perfetti, quindi cosa educhiamo? Io l'ultimo libro che ho scritto è siamo tutti educatori, cioè vogliamo educare gli altri e chi educa me? Cioè chi educa me stesso? Un problema molto grave. Poi saranno 40 pagine, però è meglio leggerlo perché qui è il problema, no? Chi educa me? Vado ad educare gli altri, tutti vogliono educare gli altri. No. Io devo capire chi sono, la mia identità, perché l'abbiamo persa. Io ho visto un'identità morta. Se io non capisco, non vedo dentro di me la sera chi sono migliorato, ho combattuto l'egoismo dentro di me, perché ce l'ho, non sono perfetto, capito? Anche se ho fatto 45 anni gratis per gli altri, ho dedicato tutto alla morte, 10 volte tra la morte e la vita, è una cosa fuori di testa, a dirla, viverla è un'altra. E devo cambiare me stesso, devo uccidere il mio io, il mio egoismo, allora cominciamo a parlare. Ma qui, questo tuo ideale l'ho sentito per esempio dagli Amish, sono andato dagli Amish, la comunità degli Amish, andate là, mamma mia, si servono tutti, si tirano su, però alla fine sono falliti perché la nuova generazione, non so se sei stato la loro comunità, sono più di 400 comunità nel mondo e si aiutano, costruiscono le case insieme e si riferisce alla prima comunità cristiana andata dei padri pellegrini in America, no? Cioè l'America è iniziata con i padri pellegrini, tutte le religioni che non erano accettate qui, con la Mayflower, sono stato là, li ho visti, cosa hanno fatto? Quell'ideale che tu dici è già stato tentato da tanti, hanno costruito prima, quando sono arrivati alla Mayflower in Plymouth, no? C'è il libro, leggetevelo, è molto importante, non so se tu l'hai letto, hanno costruito tutti insieme quelli che sono sopravvissuti, attenti, che sulla nave c'erano 400-500 cristiani, no, di diverse denominazioni. Allora, quelli che hanno digiunato per quelli che dovevano arrivare, non sapevano quanto tempo se riuscivano, quindi hanno fatto digiunare, sono morti sulla nave. Quelli sono arrivati e hanno detto, ok, ricostruiamo insieme come fratelli, eccetera. Allora, prima una sala comune, poi la chiesa comune, che tutti si riunivano, dopo ognuno la casa, hanno preso la scuola, tutti insieme hanno costruito la scuola con legno, e dopo hanno detto ok, ognuno aiuta l'altro a costruire la casa, quindi una comunità perfetta, ma dopo hanno incontrato gli indiani, paf, li hanno uccisi a New York, è cominciata la catastrofe, cioè gli indigeni, coloro che hanno costruito, che avevano un dio non cristiano, allora quelli erano atei, allora quelli erano satanici, un errore incredibile. Vi faccio solo un esempio, io sono stato in Corea del Nord, Corea del Sud,
China, in Filippine, Giappone, Filippine. e more. Ma voglio dire, conoscete bene Ricci, il primo missionario cattolico con i mandarini in Cina? Lui non andò a predicare, però conquistò il cuore del re dei mandarini, l'imperatore, e gli fecero la statua, l'unico. Andarono i gesuiti, lo fecero uccidere. E furono uccisi, mi sembra, 700 di loro, gesuiti, questi malati mentali, e poi in Corea, io sono stato in Corea sia sud che nord, no? Sono entrati, si chiama la filosofia cinese, Tao. Il Tao. Taoismo. no, in Cina no, Confucianesimo. Confucianesimo, Confucio, no? Che Confucio. educazione, pensa tu, educava, perché in Cina come fanno a vivere se non c'era uno che metteva a posto? Cioè 4 famiglie che vivono nella stessa casa, 4 generazioni insieme, che qui dove stanno? A Quarto Sant'Elena, nel palazzo dei miei genitori. Bene, ok, allora tu Ti sei... ringrazio tanto, sta diventando un excursus che sta Allora sei aiutando a moderno. capire secondo me tanti concetti. Benissimo, E però vorrei lasci- riportare finisco. una frase di Matrix che dice, nel momento in cui appunto Neo ancora stava cercando di capire bene perché era l'eletto, Mm, e Morpheus gli dice, è proprio perché tutti hanno fallito che tu riuscirai. Che è proprio questa la ragione del fatto che questa azione è già compiuta, questa manifestazione è già avvenuta, questa realtà è già nella matrice di creazione universale, perché in realtà è la sua origine. era creata Dio, cioè prima di noi era creata Ciò che Dio. è stato modificato Non noi, in essa non noi. non avrà vita. E volevo dirti comunque in conclusione, finisco, io ho detto prima mentre mangiavamo, non c'eri tu. Mhm. Se noi Non l'hai seguissimo... visto, ma c'era lo stesso. No, quando sono arrivato io no. Non l'ho visto Ho io. fatto una battuta. Ah, una battuta. Mi fai perdere tempo. Io dico solo, adesso, seguire i 10 comandamenti, le prime leggi date da Dio. Roba. L'uomo li ha sempre disubbiditi. Guarda, dimmi uno che li segue alla lettera. Mosè digiunò 40 giorni. Io ho digiunato di 40 una volta, ma ne ho 100 di amici che hanno digiunato 40 giorni per un mondo migliore. La situazione è che noi non abbiamo capito niente. I 10 comandamenti dicono non hai bisogno di leggi umane. Sono scritti lì, vuol dire ama il tuo prossimo come te stesso. Ama, chiudi il libro, chiudilo. Ama, cosa vuol dire? Ama il tuo prossimo come te stesso. Basta, chiudiamo i libri. Lo so. Perché c'è poca gente che si No, ama, la per pratica, quello. la pratica, manca la pratica, tutto quello lì. Io sono dopo 45 anni, io lo vivo tutti i giorni quello, non ho bisogno, cioè i 10 comandamenti li seguo alla lettera, digiuno. Vedi che allora hai appena conclamato che quella realtà esiste se tu già da 40 anni stai vivendo quella La realtà. pratica, lui. Ed è questo il punto, che siccome nella pratica è già avvenuto, No, tu mi parli di Non c'è leggi, che bisogno. devo seguire delle leggi, cioè deve essere la legge naturale dentro di noi che ci amiamo l'un l'altro, se abbiamo un altro. Se mi dai uno statuto, ricominciamo da capo. No, lo statuto serve come io innanzitutto non do niente, io ho, No, ma ho voglio fatto dire, ma un'azione che tra ha di noi. permesso nella pratica, Mm. con un atto concreto, di riuscire ad aiutare la coscienza collettiva a capire quello che tu hai sperimentato in 45 anni di vita. Siccome 45 anni di vita non si possono più dare, specialmente ai giovani, E non tutti lo possono e vivere. nemmeno tutti quell'esperienza. riescono e non potranno mai vivere la tua esperienza, che è unitaria. Infatti è per questo, come ho iniziato da prima a dirti, ti ringrazio per la condivisione che stai facendo. Perché l'amor proprio che si sperimenta deve arrivare però a non essere annichilente. No, non lo è proprio per niente. Quando guarda. si va a vivere quindi la manifestazione di una realtà differente per presa di coscienza e quindi ne si fa carne di quei principi, c'è stato alle spalle di esso, tu parli dei 10 comandamenti che erano una legge scritta, ok? Che hanno dato la possibilità a certe persone di riuscire a capire come vivere la loro vita. Questo alla stessa maniera può dare un'idea e può dare una pragmaticità alle cose che indirizza la persona a fare la presa di coscienza, che lo porta a vivere senza uno statuto. Cioè che se non altro mette in luce questo aspetto, che magari uno non prende in considerazione nei suoi limiti. Ok. Ma anche Auroville, il sogno della madre era esattamente la stessa cosa. Quindi cambiano culture, cambiano... Togliela fuori proprio la voce, fatti sentire. No, sta parlando bene, volevo andare Sì, sopra. no, quindi... No, voglio dire, questa comunità
come creare, no? Poi va bene, delle micro comunità locali, diciamo così, ma dove ognuno vive a casa sua e poi si aiuta così, oppure appunto, come stavo dicendo, costruire insieme, andare a Ma vivere dove in non uno stesso esiste più il posto. concetto Io di... sto cercando finire. di pensare come potrebbe essere Parla questa male. comunità. Siccome ha preso la palla al balzo, resta qua. Quando lui ha da comunicare qualcosa col suo vento bianco lo può fare in tranquillità. Dico giusto due parole. La casa vera è la tua dimora interiore. Sì, vabbè. Fuori abbiamo creato abitazioni, cioè Sì. luoghi dove poi svolgiamo delle determinate attività. Sì. Il fatto che siano unitarie, cioè ci vivi solo tu dentro, cioè ci dimori solo tu, o che ci vivi con la tua famiglia, o che in molteplici persone se ne creino svariate di abitazioni, è indifferente. Ciò che conta è che ognuno sia nel suo cuore e rispetti il fatto che ciascuno è nel suo, senza fare autolesionismo e senza ledere il prossimo. Dove tutte le persone che hanno la mia stessa mentalità sono ben accette a casa mia. Possono mangiare e dormire dove dormire, non c'è nessun problema. Quando c'è la stessa affinità e si è sulla stessa frequenza energetica, i problemi non esistono, non sussistono. Esatto. Che fra l'altro queste linee sono le linee antiche nostre, perché quando tu dici ma ognuno vive per conto suo ma poi si fanno le cose assieme, sì, ognuno aveva in primis la sua dimora interiore, poi la dimora familiare e poi aveva il paese che quando si doveva fare qualcosa tutti collaboravano, anche se non erano amici, cioè super sintonizzati, ma c'era la coscienza che non si poteva essere uno separato dagli altri, era uno quando eravamo tutti assieme, capito? Cioè se non eravamo assieme non era... Ho fatto questa domanda perché so che in tutta Italia stanno formando delle comunità. Sì, E anche allora stanno dicendo che le comunità magari in cui si vive tutti assieme si possono fare anche in fretta, però poi alla fine si finisce per litigare. Invece le altre dove praticamente si collabora, diciamo così, per il bene comune, sono quelle che si crea una rete, diciamo così, dove insomma stanno sopravvivendo di più, almeno l'esperienza che hanno avuto altri. Sì, stiamo facendo così anche in Sardegna sostanzialmente. Poi il livello Va di chiarito un aspetto consapevolezza fondamentale. della Quando si manifesta quel tipo di realtà dove c'è una comunità che autonomamente si è formata, è proprio perché tutti hanno già fatto quella presa di coscienza e quindi non è che cercano di sopravvivere, vivono assieme. Si vivono assieme ma È poi già- non dura. Perché sto sentendo che poi si forma Ti sopra, ripeto, formano no. velocemente. Quella è la gente che vuole sopravvivere, sta andando in Esatto. comunità perché vuole fuggire dal mondo, vuole fuggire dalle responsabilità, vuole fuggire dal lavoro interiore che deve fare una coscienza per tornare a uno stato di unità. Quando è tornata a uno stato di unità la coscienza, e allora ovviamente all'esterno vedrà lo stesso ciò che c'è all'interno, fuori di sé non ci potrà altro essere che quella manifestazione. Certo. Non si va a dissolvere perché se l'unione è interiore, all'esterno non c'è dissoluzione. E pian piano si manifesta. Siccome, volevo dire, qua c'è l'ombra, vogliamo spostare il cerchio e metterci a sole. Chiunque lo no, desideri no, è libero di no, spostarsi. C'è la, Vitamina D. c'è la ripresa. Vitamina D. No, io non servo. Vitamina D entra e scoppia. No, ma loro volevo- vitamina D non hanno che c'è l'ombra. Volevo solo un'ultima parola, se mi permetti. Siamo sempre a quella storia lì. Ogni individuo è un livello diverso in accordo, non puoi tu aver vissuto quella cosa, e poi si va per esperienza, no? Ma i missionari che sono andati per 2000 anni sono morti. A cosa è servito? Cioè, ditemi voi, no? Io ne ho visti 100 morire e io sono sopravvissuto dall'ISIS, mi ha attaccato, sono morti 20 soldati per me, ne ho visti tutti quello. Oggi ne muoiono 2 milioni nel mondo al giorno. Noi a che ce ne frega, ok? Siamo in una situazione che non siamo perfetti. Io penso ogni giorno 2 milioni al giorno, ne nascono anche, no? Però siamo sempre in meno. Il problema è 2 milioni o 3, non sappiamo perché non c'è una statistica. Allora io torno a una cosa, Dio ha creato l'universo, noi gliel'abbiamo distrutto, noi. Avremmo sbagliato anche noi, incluso io. Io a 22 anni, francescano, ho seguito il ricco Francesco che si è tolto le vesti, è andato contro tutti, la Chiesa si è messo nudo e è andato a predicare. Ha fatto la stessa roba, ha venduto tutto. Allora stiamo aspettando il ritorno di Cristo. E non è una barzelletta. Quando viene Lui, quella roba lì
o questo qui, o quelli buoni, no, capisci? Quello che vuoi, fatto bene, e come lo mettiamo? Cioè arriva il re dei re, Guarda, direi come in un tipo di situazione che si vedeva in televisione, rifiuto l'offerta e vado avanti. Nessun universo è mai stato creato perché nessun uomo avrà mai il potere né di crearlo né di distruggerlo. no, Dio l'ha creato, Quindi ti no, va Dio l'ha avanti. creato. Siccome poi tu chiedi e dici che stai attendendo il ritorno di Cristo, non devi attendere niente perché è qua. davanti a Lui te. è onesto totalmente contrario, predica il ritorno di Cristo tutti i Sì, giorni. infatti, ed è qui davanti a te. Siamo- Guardati negli occhi del tuo prossimo e lo vedrai. Bravo. No, Cristo, Guardati negli Cristo, occhi- no, guardati e negli qui occhi siamo del in tuo conflitto. prossimo, Cristo guardati nasce negli senza occhi. peccato Guardati, e senza esatto. male dentro di Esatto. noi. Non c'è nessuno di noi. Esatto. No, non c'è Scagli il nessuno. peccato chi è senza la prima chi è, No, scagli la prima pietra chi è senza Cristo, peccato. ma Cristo nasce senza. Esatto. E Ed è non per puoi questo che salvare se tu non senza guardi di il tuo lui. prossimo negli occhi non lo Eh no, vedrai qui mai. non ci siamo già in conflitto qua. Ora fatti Io no. sentire perché sennò non ci siamo. Io non Ok? sono in conflitto. Io sto parlando da prima. No, non sei stai tu- parlando, sei stai tu parlando, Cristo. stai dicendo le bugie, di chiaro come sono le non sono cose. in Sei tu che non- conflitto. sei tu che non senti. Luciano. Buonanotte, va. Io non sono in conflitto. Predica sono davanti Cristo a te. tutti i giorni, adesso arriva qua, parla di umanità. Parla di Cristo che non è nato senza peccato. Tu sei nato col peccato. Ed è stato ripulito come No, tutti gli no, no, altri. quale Assolutamente tu sì. stai giù- non c'è solo il peccato Luciano, originale. Io Luciano. aspetta un attimo, faccio seminari Dici di in cui parlare, poi spiego invece stare zitto, che mettiti d'accordo. la Chiesa, no, bisogna chiarire queste cose qua. Se, se siete ignoranti, No, lui sta scusa, dicendo, mi permettete. dici di Fermiamolo poi mi tutti dice assieme, stare così zitto. prima o poi sarà inondato da questo amore Non che lo sta so. cercando di emanare Allora, a tutti e sentirà la verità. il peccato originale, parliamo, primo non ne parla nessuno, come è iniziato, cosa è C'è iniziato. bisogno d'amore. No, no, poi c'è in mezzo che non c'è solo Dio, se no il male non esisterebbe. L'ho spiegato prima. La Chiesa spiega che Dio ha creato il bene e il male. È tutta una fandomia criminale. Sì, va bene, ma non dobbiamo Ma smettila di parlare, fammi finire, che stai raccontando sempre di Gesù Cristo, sì. piantala lì, che sono più anziano, rispettalo. A un certo punto, vedi che roba, non si sei può. tu che hai detto di parlare. Sto cercando di educare anche te, piantala. Ma roba da macio. Ed è bello che appunto prima hai detto proprio tutti cercano di educare gli altri ma non educano No, se sto stessi. spiegando Dio, non sto spiegando l'uomo. Io sono peccatore. Cristo, Dio manda Cristo dopo 2000 anni, non subito, perché non l'ha mandato ai tempi di Noè, No, Abramo, sono passati Isacco? 2012 se vuoi sapere proprio il Cioè, momento adatto del ma la ritorno. storia la devi... Sì, per forza, perché lo sono dovuto andare a Che dici, scuola. vedi, si arriva sempre a quel punto lì. C'è una storia scritta, una scritta di Dio, c'è una storia di Dio. Perché non ha mandato il Messia subito? Il Messia perché è necessario? Tutte queste cose qui, a noi non ci frega niente, e allora avanti così. Sono sogni individui, senza Cristo, Ma non è così, Cristo, Luciano. Dio manda Cristo come Se mi soluzione. guarderà in faccia e riuscirà a vedersi dentro se stesso, capirà. Ma quando Ma è è lui che venuto... lo deve scegliere. Ecco, lui crederà che Gesù Cristo è venuto per morire. Ok, faglielo No, io credere. so che sono io stesso Gesù Cristo. E te lo sto testimoniando e ti sto dicendo che se mi guardi negli occhi Ho siamo uno detto, davanti Cristo è all'altro. stato assassinato, ok? Non Perché dovevo dici a morire. guardarmi? Sì, Perché ma non anche riesci a io, guardarmi? Roberto. cavolo. Qual è il problema? Qual è il Ah? conflitto? Ti E l'hanno accorgi che- assassinato e allora siamo qui ancora nel problema. Ti accorgi che sì, siamo viventi entrambi, uno davanti all'altro? Sì. E che non c'è più nessun assassinio? E che c'è la possibilità di dare I testimonianza? missionari che ho appena detto sono morti 10.000. Ma non siamo noi. Ah, bravo, a te non ti frega niente. Non è che non mi frega, la compassione divina è questa, sapere che Ma ognuno quello ha svolto vive il per suo gli altri, ruolo. non per i soldi. È andato a sacrificare la sua vita come me, 45 rischiando le penne dalla mattina alla sera. A te non ti frega niente perché sei qua. Beh, io l'ho fatto per 2 anni. Ma mi vai spiace dal la nemico, vita. vai dal nemico a amarlo, come L'ho dice fatto. Cristo, Cioè, ama il tuo non nemico. Infatti l'ho Non fatto bisogna quotidianamente. giudicare. Ma Gesù Per Cristo oltre 2 è anni morto adesso in questo ama- periodo, se la vogliamo mettere in No, termini Gesù Cristo è temporali. morto amando il suo nemico e quel ladrone sulla sinistra, sulla destra, non mi ricordo bene, che non ero Va là. bene, abbiamo capito, ha detto, tu facciamo sarai, una cosa. il criminale gli ha detto sarai Che con me abbiamo in capito paradiso. che è interessante poi fare discorsi un pochettino più individualistici. Boh, Proseguiamo con quello che è l'iter della giornata. Poi organizzeremo un giorno dove tu ci dirai quando ci vuoi parlare di tutte le tue esatto, cose. vorrei spiegarlo, sì. E allora potremo Ok, andare tutti assieme perfetto. a dedicare il tempo necessario Sì, con le domande che ad volete. ascoltarti, ad ascoltare anche gli altri Mhm. e a educarci, ciascuno a noi Bene, stessi, senza benissimo. educare gli altri. Prima No, no, di tutto. sono d'accordo, però Ok. io non educo di me stesso, io educo della storia. No, è senza giudicare gli altri. ma- Anche, che è importantissimo. Quello io sto All'articolo parlando di Dio, 27, vabbè. quindi riprendendo le redini del discorso che ci permetterà quindi di essere concluso in un orario consono. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ad i suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Articolo 28. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità e godimento dei propri diritti, quando tali doveri siano stati compiuti e onorevolmente rispettati, mantenendo meritocraticamente la fruizione di ogni diritto ad essi conseguenti. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società sociocratica. Questi diritti e questa libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi della nazione Sardegna, al che deve essere chiaro e comprensibile che la comunicazione non violenta, che è alla base di qualsiasi circuito e processo sociocratico, deve diventare la condizione di base. Quindi sbraitare al proprio prossimo per far valere le proprie ragioni non ha senso. In primis perché è irrispettoso, in secondo perché va a creare un'autobruciatura interiore, in inglese la chiamano burnout, e perché in sardo diventa musicalmente gallonesi. Eccola. Per chiarirla. Te lo spiego dopo cosa vuol dire. Articolo 30. Il popolo indigeno Shardana Sardo, sia come collettività sia come persone, ha diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, così come sono riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nella legislazione internazionale sui diritti umani e nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Articolo 31. Il popolo Shardana Sardo e gli individui indigeni sardi sono liberi ed uguali a tutti gli altri popoli e individui ed hanno diritto a non essere in alcun modo discriminati nell'esercizio dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda la loro origine o identità indigena. Articolo 32. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha rivendicato il suo diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi determinano liberamente il proprio statuto politico e proseguono e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Articolo 33. Il popolo indigeno Shardana Sardo, nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, hanno diritto all'autonomia e all'autogoverno nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come anche a disporre dei modi e dei mezzi per finanziare le loro funzioni autonome. Articolo 34. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e rafforzare le loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali, pur mantenendo il loro diritto a partecipare pienamente, se scelgono di farlo, alla vita politica, economica, sociale e culturale delle nazioni estere. Articolo 35. Ogni persona indigena Shardana Sarda ha diritto alla sua nazionalità. Articolo 36. Le persone indigene Shardana Sarde hanno diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza personale. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha il diritto collettivo a vivere in libertà, pace e sicurezza come popolo distinto e non devono essere soggetti ad alcun atto di genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, ivi compreso il trasferimento forzato di bambini dal gruppo di appartenenza ad altro gruppo. Questo già bastava per far capire che non poteva essere fatto nessun tipo di atto di sperimentazione genetica, per dirne una. Articolo 37. Il popolo e gli individui indigeni Shardana Sardi hanno diritto a non essere sottoposti all'assimilazione forzata o alla distruzione della loro cultura. Gli stati esteri devono provvedere efficaci misure di prevenzione e compensazione per a. Qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di privarli della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori culturali o delle loro identità etniche. B. Qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di espropriarli delle proprie terre, territori e risorse. C. Qualunque forma di trasferimento forzato della popolazione che abbia lo scopo o l'effetto di violare o minare quale che sia dei loro diritti. D. Qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata. E.
qualunque forma di propaganda volta a promuovere o istigare la discriminazione razziale o etnica nei loro confronti, che è quello che sta avvenendo a livello politico, perché il sardo non può esistere nella propaganda politica italiana, mentre in realtà per il sardo l'italiano è colui il quale non ha effettivamente la possibilità di decidere per sé, perché deve ancora continuare a delegare, mentre il sardo indigeno nativo autoctono può autodecidere ed autogovernarsi, al che anche comunitariamente decidere di partecipare allo sviluppo dell'Italia. Il popolo e gli individui indigeni Shardana Sardi hanno diritto ad appartenere alla loro comunità e nazione indigena, in conformità con le tradizioni e i costumi della comunità e nazione in questione. Dall'esercizio di questo diritto non deve derivare alcuna discriminazione di alcun tipo, al che, se per assurdo qualcuno volesse andare in giro vestito col tradizionale vestito sardo, non dovrebbe essere preso in giro da nessuno, né dovrebbe diventare merceologia da semplice sagre per i turisti che vengono a pagare. Esatto, o da fotografia, bravo. Articolo 39. Il popolo indigeno Shardana Sardo, composto di tutti i suoi nativi, non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo del popolo indigeno in questione. Tutta l'area geografica dell'isola di Sardegna ed annesse microisole è di eredità ancestrale dei nativi di Sardegna e dovrà essere nell'immediato e con risarcimento opportuno pienamente restituita al popolo indigeno Shardana Sardo, quale reale ed unico beneficiario universale. Nessuna parte di terra, sia stata essa venduta, espropriata o sottratta con l'inganno, guerra e o occupazione aliena, potrà rimanere di proprietà di terzi. Alleluia. E così sia. Amen. Articolo 40. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a seguire e rivitalizzare i propri costumi e tradizioni culturali. Ciò comprende il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, quali i siti archeologici e storici, i manufatti, i disegni, i modelli, le cerimonie, le tecnologie, le arti visive dello spettacolo e la letteratura. Gli Stati esteri dovranno provvedere a un risarcimento per mezzo di meccanismi efficaci che implicano la restituzione, messi a punto di concerto con il popolo indigeno, per quanto riguarda i beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali, geografici ed ogni e qualsiasi bene associabile alla dinastia degli Shardana, che siano stati loro sottratti senza il loro libero, previo e informato consenso, oppure in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi. Articolo 41. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a manifestare, praticare, promuovere e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e le loro cerimonie, hanno diritto a preservare e proteggere i loro siti religiosi e culturali e ad avervi accesso in forma riservata, diritto all'uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali e diritto al rimpatrio delle loro spoglie. Gli Stati esteri devono obbligatoriamente consentire l'accesso e o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e delle spoglie in loro possesso per mezzo di meccanismi giusti, trasparenti ed efficienti, stabiliti di concerto con il popolo indigeno Shardana in questione. Roberto, aggiungerei anche di divulgare la vera storia. Ci arriviamo quando sarà ulteriormente indicato il perché la nostra tradizione e cultura debba essere rivalorizzata appieno come diritto fondamentale di esistenza, al rispetto opportuno del proprio prossimo, senza battaglie e senza guerre. Articolo 42. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni le loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature e a designare e mantenere i loro nomi tradizionali per le comunità, i luoghi e le persone. Gli Stati esteri adotteranno misure adeguate per assicurare il rispetto di questo diritto e per garantire che il popolo indigeno Shardana Sardo possa comprendere ed essere compresi nei procedimenti politici, giuridici e amministrativi, provvedendo, quando necessario, ai servizi di interpretariato o ad altri mezzi adeguati. Come già detto e ripetuto, si utilizza l'italiano per un supporto concreto e pratico alla comprensione e alla divulgazione di questo messaggio. In lingua sarda ci sarebbe tutto quando c'era torrai essi a scuola, non scetti poi spipiusu, ma poi smanno suguru. E riusciremo quindi a parlare in lingua sarda per tutti quando ci saranno finalmente di nuovo le scuole, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. E ogni posto avrà la sua lingua. Assolutamente. Ma già esistono 4 lingue sarde. Sì, ma non Più puoi tutti i dialetti. imparare la lingua di un altro posto, la tua.
anche quella di un altro posto, perché no? No, puoi imparare anche quella di un altro posto, ma prima in ogni caso non è che puoi prendere quella di un altro posto e metterla nel tuo posto, diventa la lingua tua, se no è uguale, no? Come Esatto. l'italiano che è Chiaro. l'altro. Certo. Articolo 43. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a istruire e istituire e controllare i loro propri sistemi e istituzioni educativi, impartendo l'istruzione nelle loro lingue, in una maniera consona con i propri metodi culturali di insegnamento e apprendimento. Le persone indigene, in particolare i bambini, hanno diritto di accedere a tutti i livelli e le forme di istruzione pubblica senza discriminazioni. Gli stati esteri, di concerto con il popolo indigeno Shardana Sardo, adotteranno misure adeguate a far sì che le persone indigene, in special modo i bambini, ivi compresi quelli che vivono fuori dalle loro comunità, abbiano accesso, quando possibile, all'educazione nella propria cultura fornita nella propria lingua. Quindi sulla lingua sarda c'è da fare una precisazione che ai tempi dei giudicati le lingue sarde erano 4 con una radice comune: gallurese, cagliaritano, torresino e logudorese. Non erano il logudorese, lingua sarda e poi il gallurese incluso come dialetto. Il gallurese ha una storia tutta sua, legata al tempo del regno sardo corso e di tutto il tempo giudicale. Poi c'è una radice comune che accomuna tutte le 4 lingue principali sarde, poi ci sono delle evoluzioni delle lingue nelle zone che danno origine ai dialetti, però c'è il concetto della lingua sarda sia una e che il gallurese e il cagliaritano siano dei dialetti, no. Il tempo della Sardegna giudicale. Hanno una loro cultura e sono una lingua a No, sé. erano 4 lingue, non il giudicato si parlava una lingua, che avevano una radice comune e si divideva in ogni giudicato. Ed erano 4 macroetnie. Esatto, ai tempi dei giudicati era l'ultimo tempo della vera libertà del popolo sardo, che dopo i giudicati, con l'ultimo giudicato di Arborea e Gallura, il cui il figlio di Eleonora d'Arborea è stato sconfitto nella battaglia di San Luri, da lì è iniziato il feudalesimo degli spagnoli e da lì è iniziata la schiavitù, perché il territorio è iniziato a essere diviso, comandato da dei padroni, e i sardi hanno iniziato a subire la schiavitù, prima degli spagnoli e poi dei Savoia e dei referenti sardi, traditori del sardo, che si sono accodati alla spartizione del terreno e a gestire il terreno per conto dei Ho ricevuto, Savoia. proprio durante l'incontro che ho fatto al campeggio di Isarenas, da parte di 2 cittadini corsi che hanno vissuto anche in Francia e ora stanno vivendo nuovamente in Corsica, il contatto dell'associazione linguistica corsa, che aveva già avuto dei contatti con delle associazioni galluresi per riportare in auge anche nelle scuole della Corsica ovviamente la loro lingua. Parlano una sorta di gallurese. Ed essendo che in più c'è anche il comitato della civiltà sarda ora che si sta occupando appropriatamente di questa circostanza qua, andando a creare nei vari paesi nuove forme educative per la riappropriazione della lingua, sarà opportuno riuscire poi a ritessere appunto tutto il tessuto di comunicazione che ci riporterà a riappropriarci anche appieno della nostra linguistica, per esprimere veramente la nostra essenza. Nel 1200 circa esisteva il regno sardo corso, era un regno unico, infatti la Corsica è considerato come il quinto giudicato, infatti è il quinto moro. La Corsica ha un moro come simbolo, quindi è il quinto moro perché è legata alla storia giudicata. Poi nel 1700, infatti, non a caso, i rivoluzionari galluresi, i rivoluzionari sardi, sono saliti in Gallura, uniti ai corsi per tentare l'unificazione della Sardegna, la liberazione della Sardegna, mentre i corsi stavano cercando la liberazione della Corsica. Poi loro ci sono riusciti parzialmente, noi invece no. Comunque volevo dire una cosa, ci sono delle persone che stanno studiando la lingua sarda, no? Si sono riunite tra persone di varie parti della Sardegna, ognuno ha parlato la sua lingua e si sono capite tutti. Certamente, perché c'è Quindi, una radice comune. cioè è giusto che ognuno parli la sua e poi trovare la comunicazione, che comunque c'è. Cioè mi ha proprio detto, guarda, ci capivamo tutti, magari poteva sfuggire una parola, che poi però nel momento in cui ci si frequenta si impara, no? Come diceva lui, si possono anche imparare.
cioè, dai tempi di Gesù gli apostoli e i discepoli parlavano in lingua e si capivano benissimo tutti. Perché quando c'è il valore comune di tutti, alla fine ci sono delle energie universali che fanno in modo che tutti capiscano anche se parli qualcosa di completamente diverso dall'altro. Lingua dell'amore, non c'è bisogno di parole. Scusa, se potessimo amarci l'un l'altro e finire lì, no? Il problema è che con mia moglie quando non la amo sono problemi, capite? E lì il conflitto Ci sarà qualche altro. No, parlo del mio livello familiare. E lì il non problema invece è manifesto, perché quello è adulterio. No, ma non essendo perfetti tutti e due, ci si scontra, però dopo chiedere perdono, perché è facile accusare lei, cioè devo accusare me, non lei. La colpa è la tua. E la colpa è mia, ora, anche se non lo fosse, Insomma, devo sempre dire che è mio perché è meglio, no? A me dice che bravo il Dicono marito. che con la confessione viene tutto perdonato. Bravo, Matteo. Quindi, Anche quando te una la confessione storceggiano è un basso muro. Ogni Quando si arriva appunto all'amore proprio vero, dove in realtà è una unione metafisica che si è creata, sì, non c'è una dissoluzione, quindi la moglie e il marito sono la stessa cosa. uno, sono, Tant'è che si amano poi come fratello e sorella. sono uno. Ma la carnalità, che porta ancora all'animalismo, genera la dissonanza cognitiva che nelle persone fa credere che un marito e una moglie non si amino, anche quando siano in conflitto. Quindi interiore. Mentre in realtà si amano anche mentre sono in conflitto, perché il conflitto è ciò che nella natura permette l'evoluzione. E risolto il conflitto, e quindi evoluta la natura dell'uomo, non esiste più la problematica, e anche le parole diventano veicolo di amore. Perché è vero che non ne ha bisogno, ma non significa che non le utilizzi. No, certo. Io credo che tutti parliamo. Seguiamo adesso ulteriormente con questa terminazione di attività, perché così riusciamo veramente anche a passare ai passaggi successivi dell'essere, che sì, necessitano di ogni piano di manifestazione, compreso quello intellettuale alle volte. Articolo 44. Il popolo indigeno Sardana-Sardo ha diritto a che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie e aspirazioni si rispecchino in modo adeguato nell'educazione e nella pubblica informazione. Gli stati esteri adotteranno misure adeguate in consultazione e cooperazione con il popolo indigeno Sardana-Sardo per combattere il pregiudizio ed eliminare la discriminazione e per promuovere la tolleranza, la comprensione e i buoni rapporti tra i popoli indigeni e tutti gli altri settori della società. Tu però parli che gli altri popoli devono, ma gli altri popoli... Non si parla di dovere. Tu hai detto... Ho detto e ho letto esattamente quello che c'è scritto, e quindi lo vado a rileggere per ricomprendere la parola, che ha un'etimologia differente. Gli stati esteri adotteranno misure adeguate. L'adozione significa che è un qualcosa di già esistente che viene poi reso in un certo qual modo. Obbligare un altro... Infatti non c'è un obbligo all'adozione, avviene nel momento in cui qualcuno ha capito e compreso che vuole amare quella misura. Che arriveremo al punto in cui anche loro adotteranno questo, cioè mi chiedo... Non è che adotteranno questo, adotteranno le misure adeguate in consultazione con i nativi, come è avvenuto già in America, che altro non è che un riflesso dei nativi indigeni di Sardegna, perché i nativi d'America hanno già riacquisito gran parte delle loro terre, stanno venendo tutelati, le loro associazioni stanno venendo rispettate, e lo hanno fatto in adeguazione di quello che lo Stato estero americano ha fatto sì che fosse possibile con una cooperazione. Quindi sulla base di questo sarà necessario che adottino. Non è che sarà una necessità, sarà una conseguenza, un dato di fatto, essendo che noi testimoniamo quale è la dignità che tramite la nostra cultura, la nostra tradizione e la nostra storia sia la condizione quotidiana, e cioè il rispetto del prossimo, automaticamente sarà la stessa misura adottata all'esterno per rapportarsi con noi, il rispetto per il prossimo. Nel momento in cui noi esercitiamo questo diritto e lo rivendichiamo apertamente, cioè c'è l'universo che ne prende atto in primis. Esatto. E poi sarà una conseguenza che gli uomini dovranno comportarsi conseguenzialmente, perché si mette in moto certi automatismi incredibili che fanno parte di noi, cioè noi svegliamo la nostra natura divina nel momento in cui prendiamo responsabilità e rivendichiamo questo diritto. Automaticamente questo diritto deve essere riconosciuto, perché l'universo lo riconosce subito e in automatico si mette tutto in moto
perché il male si ingegna sempre a creare paure e tenerci sempre sotto pressione sulla paura? Perché sanno benissimo che nel momento in cui noi naturalmente rivendichiamo un certo tipo di vita e pretendiamo certi diritti, quei diritti si mettono in moto automaticamente. Io sono d'accordo con questo, però E lì è il però. Dubbio, scetticismo e paura. Nio, sgombra la tua mente. Io faccio e vado, poi le cose arriveranno. Si manifesta di risonanza e per conseguenza. sì, ma questa è una previsione del futuro, cioè quello che sto dicendo io, che uno Passato, presente e statuto che futuro dà non una esistono. guida. Però, sì, però in un certo Nella senso, materialità come dell'esistenza dire, quantistica succede no. questo, ho capito. Sì, ma il Succede futuro, questo, ma è lo statuto il futuro è la conseguenza è per di quello che tu, illuminare sulla situazione, cioè, non è... quello che succederà dopo, la conseguenza Ma io di quello che abbiamo però- fatto prima. Io sto capendo qual è la tua perplessità, è proprio uno stato d'essere che va a cambiare, a traslare quando ti accorgi che tutto quello che tu consideri tempo, che non è lineare, ma è funzionale a un'unica percezione, che è quella dell'esistenza, non è né presente né passato né futuro, inteso in quei sensi, e quindi questo non è che è un qualcosa che avviene nel futuro, o che io ho scritto nel passato, Sì, ma o che perché stiamo leggendo nel scriverlo nello presente, statuto? ma è un Questo è qualcosa il che, problema. siccome ciò che viene messo per iscritto si manifesta, Ah, vabbè, perché è allora così che no. la realtà esiste, sulla base del fatto che in principio era il verbo, e dal verbo poi si va a scrivere No, sono ciò che è il d'accordo, suono, questo- si crea la realtà. eh. L'atto che infatti ha immortalizzato questo statuto, la prima documentazione al mondo inserita in un registro decentralizzato, cioè di cui ciascuna parte componente di quel circuito ne ha un piccolo pezzo, è la comprova del fatto che non è un'attività che è stata svolta per un processo futuro, ma è un qualcosa che nel momento in cui è stata realizzata, che è unitario e quindi è atemporale ed è non locale, ha avuto un effetto su tutta la matrice delle cose. Sì, no, ho capito, però è come se fosse più una delucidazione che una... Sicuramente Cioè, nel serve senso, a lo vedrei liberare bene in da un contesto tante di istruzione, per esempio. sicuramente serve a liberare da tante credenze che mentalmente possono essere, diciamo in un certo qual modo, rivissute e lasciate andare, per poi poter tornare ad utilizzare invece delle credenze nuove che danno vita a una vita nuova. Non si può mettere il vino nuovo in otri vecchie. No, io sono d'accordo, cioè, proprio che però era il contesto in cui questa cosa si diceva che mi sembrava... Cioè, È bello poter finalmente disquisire e dialogare in maniera aperta. E per aperto si intende proprio in un ambiente dove effettivamente non ci si deve sentire sotto attacco, per quello che si dice. E la comunicazione non violenta dipende proprio da quello. La funzione che adesso tutti stiamo andando a svolgere qua è importantissima. Mica ha un effetto solo in questo piccolo ambiente. Sta avendo effetto su tutto l'universo creato. Quindi, proseguendo con l'articolo 45. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a istituire i loro propri media nelle proprie lingue e ad avere accesso a tutte le forme di media non indigeni senza alcuna discriminazione. Gli stati esteri adotteranno misure adeguate a garantire che i media pubblici rispecchino nel modo dovuto la diversità culturale indigena. Gli stati esteri, senza pregiudicare la garanzia della piena libertà di espressione, dovranno incoraggiare i media privati a rispecchiare in modo adeguato la diversità culturale indigena. Articolo 46. Gli individui e il popolo indigeno Shardana Sardo hanno diritto a godere pienamente di tutti i diritti stabiliti dal diritto vigente sull'autorealizzazione nazionale e internazionale. Gli stati esteri, in consultazione e collaborazione con il popolo indigeno Shardana, devono prendere misure specifiche atte a proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento economico e da qualsiasi lavoro risultante pericoloso o che interferisca con l'educazione del bambino, o nuocere alla salute del bambino, o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, tenendo presente la particolare vulnerabilità dei bambini e l'importanza dell'educazione nella loro piena realizzazione. Le persone indigene hanno diritto a non essere soggette ad alcuna condizione discriminatoria di lavoro, e in particolare di impiego o salario. Essi hanno il pieno diritto all'autorealizzazione attraverso le pratiche sociali comunitarie di sviluppo di sé, dettate dall'autocoscienza e libero arbitrio. Articolo 47.
Il popolo indigeno Shardana sardo ha diritto a partecipare nei processi decisionali sulle questioni che possono riguardare i loro diritti attraverso dei rappresentanti scelti tra loro in accordo con le proprie procedure, come anche a mantenere e sviluppare le proprie istituzioni decisionali indigene. Chiariamo questo concetto, perché appunto si parla di, diciamo, rappresentanti eletti o scelti, che è il termine più adatto. Si va a dover per forza di cose poi comunicare con il resto del mondo, e questo non può avvenire sicuramente in maniera da far parlare contemporaneamente, non so, 1 milione di persone, se si arriveranno a queste cifre, o 500 persone tutti assieme, ma quelle 500 persone, avendo assieme deciso quali sono le informazioni che devono essere trasferite, quel rappresentante altro non sarà che un portavoce, cioè colui il quale, riuscendo ad accogliere in sé la voce di tutti e quindi avendo la forza di potersi manifestare all'esterno, va a trasferire l'informazione che tutti assieme hanno deciso. E se qualcuno, perché qua il discorso è un po' la tutela, no? Voglio dire, se qualcuno invece manda un messaggio che non è in linea con quello che si è deciso della nostra cultura, cosa succede? È ovvio che la comunità intera in quel momento sa perfettamente che il messaggio che è stato trasferito non è quello che era stato stabilito. La comunità nostra? Ovviamente, Cioè, è solo la nostra comunità che può decidere chi deve fare da portavoce. No, ma se un altro paese se ne frega proprio di quello che pensiamo noi, ci sfrutta e parla male di noi, cosa facciamo? Quello che effettivamente è necessario fare, adoperarsi nella quotidianità, nelle locazioni, nei luoghi dove in realtà quella realtà si sta manifestando, al fine di far comprendere con la pratica e con l'esempio che nella realtà che noi abbiamo creato, e quindi prende sempre più spazio e quindi arriva ad essere in grado di far comprendere a chi non è presente in quella realtà che non esiste, che noi abbiamo accettato che abbia svolto quel ruolo per farci tornare ad essere responsabili della nostra realtà, dove quella circostanza non esiste, dove non c'è più lo sfruttamento, dove non c'è più l'occupazione, dove non c'è più quel tipo di problematica, perché siamo noi stessi a non farla. Quindi, cioè nel senso, sai che cosa, che tutte queste cose, vedi che anche tutti gli articoli dopo devono cioè dal momento che noi siamo i responsabili di noi stessi, e solo di noi stessi poi sostanzialmente, nel senso che io non posso essere responsabile di quello che fai tu, nel senso che io non posso andare a governarti, tu governi te stesso, ognuno governa se stesso, e nella capacità poi di governare assieme possiamo fare questa cosa, ma io non posso andare a dire a un altro governo guarda che tu, quello mi dice sì va bene, guarda io faccio quello che voglio e se tu non ci vuoi stare vattene. Sostanzialmente. Ed è quello che infatti è già testimoniato nel mondo, che i governi possono operare solo a livello burocratico in quella maniera perché non hanno titolarietà sul territorio. Sul territorio tuo? No. Ma sul loro? Neanche sul loro. Neanche sul loro territorio, perché lo Stato Italia non occupa la territorialità geografica, occupa la territorialità politica, perché esistono due cartine, la cartina geografica e la cartina politica, perché loro hanno diviso il mondo in due. E hanno fatto credere alle persone che la cartina politica fosse la cartina geografica. La territorialità non è di proprietà dello Stato, nemmeno sulla carta. Al che, ed è quello che è già avvenuto anche con chi si è autodeterminato, per esempio ottenendo l'extraterritorialità, o chi è uscito dal circuito internazionale applicando la common law, dove lo Stato estero non ha possibilità di avere attività giuridica. E quindi è implausibile, arrivate anche agli attuali sviluppi sociali che si stanno potendo vedere a livello mondiale, di questa presunta guerra che non avverrà mai, perché di tutte le scenografie che hanno già provato si rendono conto che esplode l'intero pianeta e che non vince nessuno e che quindi non ci saranno mai testate nucleari, non ci sarà mai guerra di quel tipo. Si arriverà a rendersi conto di questo, e cioè che quella guerra non potrà avvenire più. Nel lato pratico, quello che deve essere poi anche più semplice, possibile per tutti, diventare un'azione quotidiana, è quella di smettere di rientrare in un paradigma che non esiste. Perché è da se stessi che si rientra in quella dinamica. Esatto, quindi la sostanza è, come adesso riassumo, no? Perché lo facciamo diventare una cosa vera. In sostanza è formare l'individuo, comunque il lavoro su di sé, no? Formare l'individuo in modo tale che non si presti ad essere sfruttato, ad essere denigrato, ad essere, cioè, perché è solo così che puoi fare
capito? creando le condizioni adatte a vivere quella realtà, Cioè, se ovviamente. io mi faccio sfruttare, sono io che decido di farmi sfruttare, ma se io sono consapevole che mi stanno sfruttando, allora non mi faccio sfruttare. È ovvio. Eh. La ribellione, infatti, interiore nasce proprio dal non dare il consenso energeticamente in primis e quindi con i propri stati emotivi a determinati tipi di realtà, che in un individuo o un'individua che ha già maturato la sua piena comprensione e quindi è integra, non avvengono a priori, a prescindere di quale possa essere l'immaginazione di terzi. Resta solo un'immaginazione e una farneticazione di un'altra mente, che non è in realtà ciò che avviene nel cuore. Ricordiamoci che non è quello che entra dalla bocca di un uomo che lo uccide e che lo avvelena, ma è ciò che ne può uscire fuori. Se quindi le parole che vengono espresse da un individuo arrivano direttamente dal suo cuore, e quel cuore veramente è privo di qualsiasi astio o veleno per il proprio prossimo, non farà altro che viversi una vita sana. E soprattutto mi ricollego, mi sembra al numero 16, che era quello che i genitori devono, come hai detto, proteggere la prole, sostenerli, aiutarli, eccetera, no? Mi sembra... Beh, garantire ovviamente tutto il diritto che il nuovo nato ha di ricevere tutto quello che gli è necessario. Ecco, tutto quello che gli è necessario è praticamente vivere in un mondo in cui quello che c'è è buono e giusto per la prole. Quindi è da lì che parte tutto, perché nel momento in cui uno È per cura l'interezza la però, prole, chiariscitelo, è per l'interezza, non può essere solo per la prole, perché sì, la prole lo vive perché i genitori lo hanno creato. sì, ma parte da lì, capito? Perché tu lo fai già dall'inizio, perché tu crei un mondo che sia buono e giusto per... Ma prima che arrivi la prole, non dopo che È arriva la quello che prole. sto dicendo. Allora siamo E parte perfettamente da in lì, sintonia. capito? Cioè, tutto questo discorso, tutti questi articoli, cioè, poi alla fine li ritrovi tutti dentro quel punto, che è quello in Probabilissimo. partenza per cui tu crei un mondo che sia buono e giusto per quelli che verranno dopo. Poi veramente... Per tutti, No, in generale, non solo per chi arriva dopo. Sì, però già quando la protezione vuol dire che tu preservi un mondo così, ecco, quello è il discorso. Sì, perché la gestazione appunto della vita deve partire da quel principio, dove i nuovi nati sono già privi di peccato. Io dico per i bambini gelati adesso. È facciamo un già esempio. stato anche karmicamente No. dissolto quel tipo di situazione. La ripetizione è solo mentale. Fisicamente il corpo non può più sostenere quelle esperienze perché non esiste più la memoria. Quindi chi la vive la sta vivendo mentalmente, al che è ovvio che il corpo cerca di dare dei segnali per far capire e scuotere la coscienza di quegli individui. Già. Io dico È se già adesso avvenuto, non c'è più. Si parla di istruzione, ma se ad esempio adesso il governo centrale dice il bambino deve essere formato in questa maniera, scuole obbligatorie da 3 e dovete seguire queste scuole, i genitori Benissimo. qua come si devono comportare? Benissimo, che Non chi seguono. vive in quel tipo di governo, chi vive in quel tipo di situazione farà ciò che ritiene opportuno. Chi non vive lì Chi farà lo ciò che ritiene riconosce. opportuno a sua Chi lo volta. riconosce? Chi non lo riconosce? Perché crea dovrei una- identificarmi in quel sistema di un'umanità cose? vera che Perché fa dovrei una- dire o credere che vivo in quello stato di cose? Perché dare autorità o legittimare quel governo che in realtà non è di mia rappresentazione, né tantomeno in qualcosa che io ho scelto di voler essere una mia gigantografia? Se il governo dovesse arrivare a usare la forza, Quello anche che i hanno- bambini per dire. Quello che hanno Una già cosa- provato di fare con me stesso, arrivano al punto che non possono fare più niente, perché è una situazione mentale. Nel momento in cui fisicamente si rendono coscienti che non hanno forza sull'anima, non succede niente. La persona prende i piedi e se ne va. La paura che porta ad avere ancora questi pensieri è ciò che abbiamo liberato dal cuore di tutti per riuscire a fargli comprendere che l'amore scaccia qualsiasi tipo di situazione di questo tipo. Perché ha accolto anche un pubblico ufficiale in una certa maniera e facendogli comprendere determinate cose, ovviamente con una certa imposizione energetica interiore, poi il suo stesso pubblico ufficiale si ritrova di nuovo finalmente con i piedi per terra, smette di fare la parte in cui si è identificato di pubblico ufficiale e torna a essere umano. Guarda, ti Però faccio un noi- esempio che ho vissuto da pochissimo. È venuto uno che voleva cambiarmi a tutti i costi il contatore, perché stavano cambiando i contatori a tutto il paese. E ho detto, scusa, mi spieghi, mi dai una ragione per cui dovrei cambiare il contatore? Perché le disposizioni sono queste. Benissimo. Allora, questa è casa mia. La disposizione che ti do io è che qui il contatore non lo cambio. E ti dico che non lo cambio. Poi se adesso lo vuoi fare con la forza, prego. Poi però
che ne assumerei la responsabilità e subirei le conseguenze. Io ho sempre lo stesso contatore. Sì, però è successo per esempio ai ristoratori che hanno aperto Ma nonostante il sì, Green ma Pass, è le loro che chiusure, gli hanno dato chiuso. energia e hanno ceduto, come ti sta dicendo Roberto. Ci sono state addirittura sentenze, sono visionabili da tutti, che hanno testimoniato che i ristoratori avevano ragione nel non obbligare la persona né a mostrare il Green Pass né a doversi esatto. Ma c'è vaccinare. caso e caso, c'è quel caso Sì, invece va che bene, ma l'azienda il che lavora problema è in finanza è tornata e gli ha quando tu chiuso. gli dai energia a questa cosa, Era che anche cedi, riaperto però poi. che cedi, quando tu Dipende non dalla cedi. persona, la Quando- capacità di riuscire a interfacciarsi con queste istituzioni. Siccome loro conoscono solo una lingua, che è il burocratese, se tu sei più colto di loro nella loro stessa lingua, riesci a fargli comprendere che cosa non possono fare, anche da un punto di vista dialettico. Ma ci sono state tantissime testimonianze di persone che non ne capivano nulla di burocratese, che si sono messe davanti alla porta e gli hanno detto che se volevano passare lì dovevano spaccare la faccia. E non sono entrati. E ovviamente non si sono mossi di un millimetro, sino a che il carabiniere si è reso conto della FIFA che sentiva addosso, perché non avrebbe mai voluto fare del male a un pubblico cittadino, e se ne sono andati. Stessa cosa per degli sfratti, stessa identica storia per chi entrava nei supermercati, addirittura a fare la spesa. Però ci sono anche per esempio che è stata picchiata in una panchina, è stata perché non aveva la mascherina. Circolavano anche Va quei bene, video. ma Vabbè, ha avuto la peggio. quella signora, il poverina. problema però è Qualcuno ha sempre provato a di chi fa E ti ha l'errore, toccato non di emotivamente chi lo tutto questo, subisce. Cioè, nel senso che non turbato. sempre riesci ad averla meglio, questo sto dicendo, magari uno come te se la cava, perché magari sa parlare, sa conoscere le leggi. Uno come me magari finisce quella della panchina, della mascherina che dice Va picchiamo. bene, ma devi avere... E capisco perfettamente cosa intendi, perché come donna, un essere vivente, da maschio posso parlare di quella che è l'espressività di questo sentito. Una donna non si sente sicura se sta andando in giro, non si sente già da sé protetta, a meno che non sia una campionessa mondiale cintura nera di kickboxing o di qualche arte marziale, con la pistola in tasca. o con una pistola in tasca o qualsiasi arma per difendersi, E non è proprio Elettrica così, però eh. è. perché è effettivamente costa troppa necessario l'energia adesso. differenziare questa situazione. Ma quello Costa che a più te ha una polvere da turbato spara. non è il lato in sé, è la ripercussione psicologica che tu hai sentito emotivamente in maniera empatica di quello che hai visto, di quello che loro ti hanno trasmesso con questi strumenti mediatici, perché tu non l'hai vissuto mica sulla tua pelle. Però hai pensato, quindi hai sentito, tra virgolette, ti sei creduta di sentirlo e ti sei fatta impaurire da questa cosa. Se mentalmente si è, non per mancanza di rispetto, ma per amor proprio, distaccati da quello che avviene all'esterno e quindi con compassione si accetta l'esperienza che ciascun essere sta vivendo e si rimane in amore, quella stessa forza fa sì che all'esterno non ci sia possibilità di questo tipo. Quando io stavo partendo in Messico, all'aeroporto di Cagliari, mi hanno fermato, non mi hanno fatto partire, hanno cercato in ogni maniera possibile di ovviamente farmi sentire a disagio, mi hanno fatto denudare per farmi il controllo e l'ispezione, mi hanno portato a fare addirittura una segnaletica, mi hanno preso le impronte digitali, quando si sono accorti alla seconda impronta digitale che l'avevo già cambiata, hanno detto che cazzo è questo, perché erano convinti che le impronte digitali fossero univoche. Certo, bisogna avere... Com'è che questo ha cambiato impronta digitale? Come facciamo a riconoscerlo? Io ho detto io sono niente, sono nessuno, quindi posso essere tutto e niente allo stesso tempo. Vedete voi se volete continuare a giocare. Allora, io conosco Capisci? una ragazza... No, va bene, giusto. Cioè... Cosa succede quando la persona veramente sta vivendo in quel sentito? Che non ha neanche più la necessità di doverci ritornare in quelle sensazioni. Sappiamo bene che sono successe, è giusto dargli il giusto tipo di connotazione, ma non possono essere ciò che dobbiamo arrivare a dialogare o ciò di cui dobbiamo parlare nella nostra quotidianità. Perché Abbiamo anche visto che chi ha preso posizione forte, anche prendendo l'esempio di questa pandemia, sa già proteggersi, chi ha molto più resistito, dell'uomo, perché la donna poi sa adesso autoamarsi, l'uomo sta iniziando a Bisogna avere della donna ragione, per essere l'amore, reintegrato capito? nel lavoro. Non bisogna farsi vincere dalle paure, bisogna prendere posizione Comunque, a qualunque costo. Io per esempio ho avuto un'esperienza da donna, mi ricollego a quel discorso, perché le donne si sentono meno protette. Allora siamo sicuramente meno forti, ma non è detto. Non è detto. Perché, va bene, ne racconto una. Una volta ero in Indonesia, dovevo prendere un aereo a Giacarta, che è una città, sapevo, terribile, e siccome arrivavo da un altro posto, devo prendere un aereo presto, ho detto non vado neanche a Giacarta, vado all'aeroporto direttamente. E l'aeroporto era chiuso. Giacarta era la prima originale Ginevra. E comunque, insomma, davanti all'aeroporto mi sono messa il sacco a pelo e ho detto quando aprirà entrerò. No? E arrivano i controllori dell'aeroporto.
E dicono, ma cosa ci fai qui? Però non avrei neanche il tempo di andare in città e tornare. E allora mi ha detto, vabbè, allora vieni, ti facciamo entrare dentro. E mi hanno portato nello studiolo dove stavano loro attendendo la mattina, diciamo. E a un certo punto mi hanno fatto una domanda. Mi hanno detto, ma non hai paura che ti violentiamo? Io gli ho detto, perché dovrei avere paura? Siete voi che controllate l'aeroporto? Ma niente lì. Cioè gli ho dato allora la responsabilità della mia protezione. Capito? Sì, sì. Ed è finita lì. Oppure ho fatto partire 20 persone all'aeroporto di Roma per tornare a casa in Sardegna quando c'era il lockdown. Perché quelle erano da 2 giorni ferme all'aeroporto, chi addirittura è andato in albergo, era tornato, era andato, era tornato, perché non avevano la risposta della regione Sardegna quando bisognava fare la domanda per tornare a casa propria. Ok? E siccome ne avevano mandati 5.000 in un giorno, è saltato il sistema. E dopo 2 giorni non si riceveva niente. Allora io che avevo già anche fatto la domanda, io ero in India, dovevo prendere l'aereo, arrivo, avevo 1 ora di tempo per fare il cambio di aereo per venire in Sardegna perché a Milano non mi facevano andare, io stavo tutto lì, non mi facevano andare, ho detto va bene, allora l'unico aeroporto aperto non era Olbia ma era Cagliari, andiamo a Cagliari, almeno arriviamo in Sardegna. E questi mi dicono, ah no, senza la risposta non potete partire. E i ragazzi fermi da 2 giorni, ah no, guarda, non ti fanno partire, noi sono più 2 giorni che aspettiamo. Io l'ho guardato e ho detto, io ho preso 5 aerei in India per riuscire ad arrivare a prendere l'ultimo aereo che mi portava in Italia perché poi mi fregavano chiusa lì. E dico, arrivo, c'è 1 ora di tempo per andare a casa mia e io non posso partire. Ma voi siete matti. Sono andata per l'aeroporto, ho brancato il primo carabiniere che ho trovato e gli ho detto, allora guardi che io sono residente in Sardegna e ho il diritto di tornare a casa mia perché viene prima di qualsiasi altra leggina e decreto che fanno. E lui mi fa subito, no guardi, ma questa cosa non c'è più, perché è successo questo, e mi ha spiegato delle 5.000 richieste che hanno bloccato il sistema. L'ho preso, vengo dall'Italia che non ci vogliono far partire, perché avevano fatto partire gente a Cagliari e li avevano rimandati indietro, cioè anche lì, guarda. Quindi cosa succede? Che li porto da quelli dell'Italia e quelli dicono, vada là dietro e si sieda di là, e faccio, io non mi muovo davanti al cecchino, io devo partire, punto. Allora insomma un casino, il carabiniere che vi spiegava loro, ma io non l'ho visto da nessuna parte, insomma proprio facevano resistenza, fino a che dopo un po' hanno mandato una comunicazione alla protezione civile, hanno chiesto i nomi di tutti i residenti in Sardegna, hanno avuto l'ok della protezione civile, l'aereo ci ha aspettato 1 ora e siamo partiti in 20. Ok? Perché io non sapendo niente neanche di quale era la legge prima o dopo, sapevo che io a casa mia ci devo tornare, tu non mi puoi fermare. E quindi che fosse vero o non fosse vero, il carabiniere già subito mi ha dato quel dato, ho detto allora io torno a casa immediatamente, vengo qui, capito? Ma mi hanno anche trattato male perché quelli dell'Italia sono tutti fighi, tutti alti, lei vado lì, noi non sappiamo, il carabiniere poi ha detto, e siamo riusciti a partire, poi chiaro, al check-in di nuovo, al check-in, all'entrata dell'aereo, ce l'avete ancora, cioè state lì con le 2 ore, è chiaro che la determinazione arriviamo a Cagliari e a Cagliari ancora, a Cagliari ancora, ma ce l'avete la cosa? No, ancora! Alla fine arriva uno trafelato con un foglietto con i 20 nomi e quindi ci ha fatto passare. Ma se io non facevo così, noi potevamo stare, aspettare che si sbloccasse il sistema 1 settimana, chissà quanto, poi, perché poi facevano e ci lasciavano in un momento in cui il pericolo del Covid è proprio vedere gente in un aeroporto internazionale, quello di Roma, dove passava il mondo, cioè quindi se dovevamo ammalarci La beffa della beffa. ammalavamo sicuramente, cioè capisci? Cioè non si può sapere queste cose, tu devi averla dentro di te l'amor proprio. Non so se poi noi facciamo un ragazzo che vive in Irlanda, lui sta seguendo dei corsi per autodeterminazione, no? E allora penso che siano tutte le stesse cose, non riconosce praticamente niente del governo
e quindi lui non accetta neanche la carta d'identità, perché dice che al momento in cui tu richiedi la carta d'identità stai facendo un contratto Certamente. con lo Stato. Vabbè, un E impegno, quindi una diceva cosa. che Fai un una volta ufficio, doveva andare, per fai- esempio, doveva subire un intervento, che era caduto, va all'ospedale, ha detto non so, mi ha detto come cavolo ha parlato, per esempio lui diceva, ad esempio adesso io non sono Milena Moro, ha detto lui dice per esempio io sono Milena, faccio parte della famiglia dei Moro, cioè non ti devi proprio identificare quella che sei, perché al momento in cui tu presenti la carta d'identità basta, sei fregato. E allora, non so, ha detto questo qua come ha parlato, perché è uno di quelli che insegna come si devono muovere. A un certo punto parlava con un suo amico di stanza, questi avevano fatto degli interventi riusciti male, praticamente dovevano andare così, con lui gli hanno fatto l'intervento perfetto. Poi a un certo momento aveva saputo che era arrivato, no, con questo qua non potete fare questo, era arrivato un professore non so da dove, perché lui praticamente li aveva messi nella condizione all'ospedale di essere responsabile della sua persona, ma come individuo, quindi avevano chiamato un esperto non so da dove ed era praticamente perché lui non si era riconosciuto come quella persona, come individuo. Non era più un soggetto giuridico, ma era un essere Ma umano. era un essere umano, quindi da lì aveva ottenuto un sacco di diritti e diceva Ovviamente. che stava studiando queste cose. È proprio quello che stiamo dicendo qua. Infatti adesso E riconoscendo. addirittura veniamo riconosciuti come esseri umani, quindi individui viventi, nativi di un determinato pezzo di questo pianeta, diciamo. Il problema è quando non ci autodeterminiamo. Infatti, Esatto. però bisogna saper parlare. Siccome sono già le 5:30, parlando di autodeterminazione, avevamo detto più o meno anche oggi che alle 18 avremmo terminato. Sicuramente anche Salvatore c'ha altre cose da fare. No, io oggi Cioè abbiamo tutti anche voglia magari di Sei svagarci, di frustrato. muoverci, di rilassarci un pochettino. una settimana Terminiamo con una lettura veloce, di modo tale Gli che articoli li hai letti tutti. no, in modo tale che si possa proseguire in maniera un pochettino più spedita. Ok. Allora, l'articolo 48, e qui è la vera e propria testimonianza del dovere. Gli stati esteri devono consultarsi e cooperare in buona fede con il popolo indigeno Shardana Sardo tramite le loro proprie istituzioni rappresentative in modo da ottenere il loro libero, previo e informato consenso prima di adottare e applicare misure legislative o amministrative che li riguardino. Questo purtroppo è quello che loro hanno fatto comunicando con la regione autonoma. Ok? Perché ancora ovviamente i sardi si identificavano e si andavano ad adoperare in questa maniera qua. Articolo 49. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e sviluppare i loro sistemi o istituzioni politici, economici e sociali, a disporre in tutta sicurezza dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo e a dedicarsi liberamente a tutte le loro attività economiche tradizionali e di altro tipo. Il popolo indigeno Shardana Sardo, spogliato dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo, ha diritto a un indennizzo giusto ed equo. Ciò sta a significare che ovviamente tutto deve tornare a casa. Date a Cesare quello che è di Cesare, date a me ciò che è mio, date a Dio ciò che è di Dio. Articolo 50. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto senza discriminazione al miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali, inclusi, fra gli altri, gli ambiti dell'educazione, occupazione, formazione, riqualificazione professionale, alloggio, igiene e assistenza sanitaria e sociale. Gli Stati esteri dovranno prendere misure efficaci e dove opportuno, misure speciali per assicurare il continuo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni. Questo è il motivo che renderà poi testimone il fatto che tutte le tecnologie, le conoscenze e le strumentazioni che vengono sviluppate in tutto il mondo devono essere rese disponibili anche qua. Non è che possiamo continuare a far finta che non esista il motore magnetico per la generazione gratuita di energia. Non possiamo fare finta di credere che non esistano i sistemi organici per decidere quali devono essere le condizioni atmosferiche. Non possiamo continuare a far credere all'esterno che siamo ignoranti, di fondo. Articolo 51. Nell'attuazione di questa dichiarazione si dovrà prestare un'attenzione particolare ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni. Gli Stati esteri, di concerto con il popolo indigeno Shardana, adotteranno delle misure atte ad assicurare che le donne e i bambini indigeni godano di una piena protezione e di ogni garanzia contro ogni forma di violenza e discriminazione. Amen. Amen. Giù, alleluia. E così sia. Articolo 52. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a determinare ed elaborare le priorità e le strategie al fine di esercitare il proprio diritto allo sviluppo. In particolare, il popolo indigeno Shardana Sardo
ha diritto a partecipare attivamente all'elaborazione e alla definizione dei programmi relativi a salute, alloggio e altre questioni economiche e sociali che li riguardano e, nella misura del possibile, hanno diritto ad amministrare tali programmi mediante le loro proprie istituzioni. Articolo 53. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alle proprie medicine tradizionali e a mantenere le proprie pratiche di guarigione, compresa la conservazione delle loro piante medicinali, animali e pietre di vitale interesse. Le persone indigene hanno inoltre diritto all'accesso, senza alcuna discriminazione, a tutti i servizi sociali e sanitari. Le persone indigene hanno pari diritto a godere del livello più alto possibile di salute mentale e fisica. Gli stati esteri compiranno i passi necessari per portare progressivamente questo diritto alla sua piena realizzazione. Questo sta a significare che non è che sono i sardi che non avranno questo stato massimo di salute, ma che saranno gli stati esteri che dovranno adeguarsi al massimo stato di salute che i sardi incarnano. Andiamo, stiamo a casa nostra. Articolo 54. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e rafforzare la propria specifica relazione spirituale con le terre, i territori, le acque, le zone marittime e costiere e le altre risorse tradizionalmente di loro eredità o altrimenti occupati e utilizzati e a tramandare alle generazioni future le loro responsabilità al riguardo. Articolo 55. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alle terre, territori e risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in special riferimento fondamentale all'isola di Sardegna tutta, comprendente le microisole ad essa connesse e ad ogni qualsiasi area geografica della Sardegna. Questo quindi potrebbe anche andare a ricollegarsi a tutta la penisola italica, ma tralasciamo per il momento. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alla proprietà, uso, sviluppo e controllo delle terre, dei territori e delle risorse che possiedono per motivi di proprietà ereditaria tradizionale, oppure di altre forme tradizionali di occupazione o uso, come anche di quelli che hanno altrimenti acquisito. Gli stati esteri daranno riconoscimento e protezione legale a queste terre, territori e risorse. Questo riconoscimento sarà dato nel dovuto rispetto dei costumi, delle tradizioni e dei regimi di proprietà terriera del popolo indigeno Shardana Sardo, di cui il catasto nazionale era un primo approccio alla situazione. Articolo 56. Gli stati esteri avvieranno e realizzeranno di concerto con il popolo indigeno Shardana Sardo in questione un processo equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente che dia il dovuto riconoscimento alle leggi, alle tradizioni, ai costumi e ai regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni, allo scopo di riconoscere e aggiudicare i diritti del popolo indigeno Shardana Sardo, riguardanti le loro terre, territori e risorse, ivi compresi quelli che erano tradizionalmente in loro possesso o altrimenti occupati o utilizzati. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a partecipare a questo processo. Articolo 57. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alla restituzione ad un equo risarcimento per le terre, i territori e le risorse che tradizionalmente possedevano e di cui sono eredi illegittimi, terre che occupavano o utilizzavano e che sono stati confiscati, presi, occupati, utilizzati oppure danneggiati senza il loro libero, previo e informato consenso o a causa di guerre. A meno che non vi sia un diverso accordo stipulato liberamente con i popoli in questione, il risarcimento sarà costituito dalle terre, territori e risorse di proprietà ereditaria, estensione e regime giuridico e da un indennizzo pecuniario o da altro tipo di risarcimento adeguato, qualora i danni subiti siano ancora attualmente presenti, come quelli causati sia dalle basi militari che dalle scorie. Che per renderlo adesso magari come un modo anche ulteriore di comprensione, sono già state sviluppate anche delle tecnologie che possono bonificare anche quelle aree e che hanno la capacità anche di rimuovere e liberare di altri tipi di rifiuti, generando addirittura energia libera e pulita che non crea nemmeno scarto nell'atmosfera. Queste tecnologie sono state sviluppate anche qua in Sardegna, da sardi. Ma parliamo di nucleare? No, un tipo di, diciamo, strumentazione che ripete e ricrea il magnetismo di funzionamento solare per implosione. Beh, quindi no, io volevo dire lavorano sulle scorie radioattive. Anche. Questo mi interessa, perché per quanto ne so io da metà Sardegna in giù è tutto radioattivo. Perché Siamo nelle noi miniere stessi hanno esseri infilato un sacco radioattivi.
in primis, noi come esseri umani siamo radiativi, emettiamo no, d'accordo, radiofrequenze, abbiamo anche capito, radiazioni tra e l'altro. facciamo tanto. No, però il discorso è proprio che gli scori ne hanno già buttate parecchie nelle miniere, ne hanno riempito parecchie, e quindi pare che da metà Sardegna in giù già sia radioattiva. È radiativo l'intero pianeta, è A radiativo l'intero sufficienza. universo, non Sì. è una funzione che Ma a noi fuori dalla- individualmente andrà a creare una problematica o una dissociazione da quello che sarà l'azione di riqualificazione, perché esistono già le tecnologie e gli strumenti atti a ripulire anche da quelle E circostanze riequilibrare. e anche a riutilizzare quelle stesse risorse, che come già sappiamo e ben possiamo vedere anche dalla natura, le scorie in realtà non esistono, esistono solo trasformazioni e processi di trasformazione della materia che vanno a ricreare all'interno del circuito naturale stesso nuova vita. Benissimo, però in tempi che non sono plausibili con la nostra vita. Al che con la nostra tecnologia, ed essendo che possiamo arrivare a comprendere anche che la vita eterna è eterna perché non ha tempo, avremo a disposizione anche le tecnologie adatte a trasformare queste risorse. Articolo 58. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alla conservazione, protezione dell'ambiente e delle capacità produttive delle loro terre, territori e risorse. Gli stati esteri devono avviare e realizzare programmi di assistenza al popolo indigeno Shardana Sardo per assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni. Gli stati esteri devono adottare misure efficaci per assicurare che nessun tipo di stoccaggio o smaltimento di sostanze pericolose abbia luogo sulle terre o territori del popolo indigeno Shardana Sarda, nonché l'immediato smantellamento e riqualificazione di tutti gli ambienti e costruzioni che ad oggi impropriamente siano presenti nella nazione sarda. Gli stati esteri devono anche adottare misure efficaci per assicurare, qualora sia necessario, che vengano debitamente realizzati dei programmi di monitoraggio, prevenzione e recupero della salute del popolo indigeno Shardana Sardo, così come sono stati concepiti e realizzati dai popoli colpiti da tale sostanze, indennizzando tutti i nativi colpiti dalle scellerate azioni effettuate da terzi nell'isola di Sardegna. Articolo 59. Sulle terre o territori del popolo indigeno Shardana Sardo non potrà avere luogo alcuna azione militare, a meno che sia giustificata da rilevanti motivi di interesse pubblico o nel caso vi sia il consenso o la richiesta da parte del popolo indigeno Shardana Sardo in questione. Ogni e qualsiasi base militare estera attualmente presente nell'isola di Sardegna, comprese le basi militari NATO, sono ore di imperpetuo dismesse con seduta stante dalla loro operatività considerate cessate. La nazione sarda non è in guerra con nessuna nazione mondiale ed al contrario promuove la pace universale dei popoli quale massima elevazione coscienziale propria della coscienza dei nativi di Sardegna. Prima di effettuare delle azioni militari, gli stati esteri dovranno avviare reali consultazioni con il popolo indigeno Shardana Sardo in questione, per mezzo di procedure appropriate e in particolare con le loro istituzioni rappresentative. Solo quando e qualora i nativi richiedano l'intervento di forze militari per ragioni di sicurezza e mai per ragioni guerrafondaie. Perché in Sardegna devono fare le esercitazioni e non possono farci veramente la guerra? Perché in Sardegna esistono le prove di nuove tecnologie ma non possono essere utilizzate veramente per fare la guerra dentro la Sardegna ma sono altrove? Perché in realtà questo è stato un campo dove si è potuta sperimentare, per fortuna o per nostro malgrado, entrambe le cose sono veritiere, quella che è la capacità umana di creare realtà, costruttive o distruttive che siano. Non è più plausibile, al giorno d'oggi, che ancora si vada a credere che arriverà ad esserci un conflitto armato all'interno di questa terra, perché non avverrà. Articolo 60. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere tradizionale e le loro espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi comprese le risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le conoscenze delle proprietà della flora e della fauna, le tradizioni orali, le letterature, i disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali e le arti visive e dello spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare le loro proprietà intellettuali su tali patrimonio culturale, sul sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali. Di concerto con il popolo indigeno Shardana Sardo, gli stati esteri devono adottare misure atte a riconoscere e a proteggere l'esercizio di questi diritti, che in parte già avviene. Articolo 61.
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire ed elaborare la priorità e le strategie per lo sviluppo, l'utilizzo delle loro terre o territori e delle loro risorse. Gli stati esteri dovranno consultarsi e cooperare in buona fede con il popolo indigeno Shardana Sardo in questione, tramite le loro istituzioni rappresentative, in modo tale da ottenere il libero e informato consenso previamente all'approvazione di qualsiasi progetto che influisca sulle loro terre o territori o su altre risorse, in modo particolare per quanto concerne la valorizzazione, l'uso o lo sfruttamento delle risorse minerarie, idriche o di altro tipo, che saranno concesse solo ed esclusivamente dopo approvazione nazionale effettuata plenariamente con l'intero popolo nativo. Gli stati esteri dovranno provvedere dei meccanismi efficaci per un giusto ed equo indennizzo per qualunque delle sopracitate attività e si dovranno prontamente approntare misure adeguate per evitare totalmente qualsiasi possibile impatto nocivo a livello ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale. Se no? Non c'è. Articolo 62. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire la propria identità o appartenenza in conformità con i propri costumi e tradizioni. Ciò non pregiudica il diritto delle persone indigene ad ottenere la cittadinanza degli stati esteri in cui vivono. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire le strutture delle proprie istituzioni e a selezionarne la composizione in conformità con le proprie procedure. Articolo 63. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro propri costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e, laddove esistano, i loro sistemi o costumi giuridici, in conformità con le norme internazionali relative ai diritti umani. Articolo 64. Il popolo indigeno Shardana ha diritto a definire le responsabilità individuali all'interno delle loro comunità. Articolo 65. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto al riconoscimento, all'osservanza e all'applicazione dei trattati, degli accordi o delle altre intese stipulati con gli Stati o con i loro successori e ha altresì diritto a che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi o altre intese specificamente in relazione alla Dichiarazione dei diritti universali umani e alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Nulla in quanto contenuto in questa dichiarazione può essere inteso come idoneo a limitare o negare i diritti dei popoli indigeni che figurano nei trattati, negli accordi o nelle altre intese. Siamo quasi al termine. Articolo 66. Gli stati esteri, di concerto e in cooperazione con il popolo indigeno Shardana Sardo, devono adottare le misure adeguate, ivi comprese quelle legislative, per la realizzazione dei fini di questa dichiarazione. Articolo 67. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a ricevere assistenza finanziaria e tecnica da parte degli stati esteri ed anche da tutte le enti extraterritoriali ad alto scopo umanitario nel quadro della cooperazione internazionale e per il godimento dei diritti contenuti in questa dichiarazione. Questo è già avvenuto grazie all'ente extraterritoriale chiamato GST Virtual Bank. Articolo 68. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto ad avere accesso a procedure giuste ed eque e a ottenere per loro mezzo rapide decisioni per la risoluzione dei conflitti e delle controversie con gli stati esteri o altre parti, come anche a rimedi efficaci per tutte le violazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Ogni decisione dovrà dare la debita considerazione a costumi tradizionali, regole e sistemi legali del popolo indigeno Shardana Sardo in questione e alle norme internazionali relative ai diritti umani. Articolo 69. Gli organi e le istituzioni specializzate dal sistema delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative devono contribuire alla piena attuazione delle disposizioni contenute in questa dichiarazione attraverso il ricorso, fra le altre cose, alla cooperazione finanziaria e all'assistenza tecnica. Dovranno essere stabiliti i modi e i mezzi per assicurare la partecipazione del popolo indigeno Shardana Sardo nelle questioni che li riguardano. Articolo 70. Le Nazioni Unite e i suoi organi, ivi compreso il Forum Permanente per le Questioni Indigene, a cui questo stesso statuto è stato notificato, le istituzioni specializzate, comprese quelle a livello nazionale, e gli Stati esteri devono promuovere il rispetto e la piena applicazione delle disposizioni contenute in questa dichiarazione e sorvegliare l'efficacia di questa dichiarazione. Articolo 71. I diritti riconosciuti nella presente dichiarazione rappresentano il livello minimo necessario per la sopravvivenza, la dignità
e il benessere dei popoli indigeni del mondo. Articolo 72. Tutti i diritti e le libertà riconosciuti in questa dichiarazione sono ugualmente garantiti a tutte le persone indigene di Sardegna, maschi e femmine. Articolo 73. Nulla di quanto contenuto in questa dichiarazione può essere inteso come tale da ledere o annullare i diritti che il popolo indigeno Shardana Sardo ha ora o potrà acquisire in futuro. Articolo 74. Nulla di quanto contenuto in questa dichiarazione può essere inteso come tale da implicare per qualsivoglia Stato, popolo, gruppo o persona il benché minimo diritto a intraprendere una qualsiasi attività o a compiere un qualsiasi atto in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, né può essere inteso come tale da autorizzare o incoraggiare una qualsiasi azione volta a smembrare o intaccare in parte o in toto l'integrità territoriale o l'unità politica di Stati sovrani o indipendenti. Nell'esercizio dei diritti enunciati dalla presente dichiarazione si dovranno rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti. L'esercizio dei diritti stabiliti in questa dichiarazione deve essere soggetto solo alle limitazioni che sono stabilite dalla legge e conforme agli obblighi internazionali in maniera di diritti umani. Qualsiasi limitazione di questo genere dovrà essere non discriminatoria e strettamente necessaria al solo scopo di garantire il riconoscimento e il rispetto dovuti per i diritti e le libertà degli altri e per corrispondere ai giusti e più vincolanti requisiti di una società democratica. Sociocratico o democratico? Democratica, perché tutto quello che noi stiamo compiendo qua non è democratico. Quindi nei sistemi democratici dovranno apprendere cosa può essere svolto per passare da una democrazia a una sociocrazia. Le disposizioni enunciate in questa dichiarazione dovranno essere intraprese in conformità con i principi di giustizia, di sociocrazia, di rispetto dei diritti umani, di eguaglianza, di non discriminazione, di buon governo e di buona fede. Con il presente documento, Deus eo Deo, io sono io, manifestato a compimento delle Sacre Scritture, con la seconda ed ultima manifestazione, in veste di essere umano, persona umana, chiamato per convenzione Roberto Marini, dal 21/11/91, ora nativo indigeno di Sardegna, avente personalità giuridica riconosciuta con nome Roberto Marini, individuo autodeterminato dal 08/08/2014, attraverso apposita documentazione protocollata e depositata nel comune di Quartu Sant'Elena, con autocertificazione di esistenza in vita, avente ultimo aggiornamento con protocollo numero 0048-396 del 28/07/2020 e autocertificazione della qualità di legale rappresentante, avente ultimo aggiornamento con protocollo numero 0048-397 del 28/07/2020, rivendica e acquisisce piena responsabilità ed eredità patrimoniale della terra di Sardegna tutta, il regno, in comunione con l'intero popolo indigeno nativo Shardana Sardo, a partire dall'allocazione situata in Flumini di Quartu Sant'Elena nei pressi di Via Secca Sarideli, senza numero civico, acquisita per diritto meritocratico, tradizionale e sociocratico che rappresenta la piena e totale manifestata circostanziale evidenza della natività del sottoscritto. Possedimento circoscritto e protetto in Living Trust Roberto Marini e Roberto Marini, a nome e tutela di tutta la popolazione Shardana Sarda indigena, che deve e ha diritto di beneficiare completamente della presente dichiarazione e statuto, nell'immediato, senza possibilità di protesto alcuno, attivando tutte le necessarie procedure per dare seguito istantaneo ad ogni sua parte. Tutta la terra di Sardegna è e deve essere sotto responsabilità e godimento dei suoi nativi Shardana Sardi, da ora ed in perpetuo. In virtù di tali indicazioni e per diretta disposizione di Deus eo Deo, io sono io, me stesso, Roberto Marini, si dà notificazione dell'immediata attivazione di tutti i processi necessari a rendere manifesto il cielo in terra, rendendo libera l'intera umanità da qualsiasi pretenzioso, irreale, distopico, fittizio contesto di dissociazione, attraverso la pace, l'unione, la solidarietà, grazie a verità, compassione e tolleranza. Per sensibilizzare e velocizzare l'intera opera di manifestazione del paradiso terrestre, il progetto già operativo Food Forest Sardegna sarà il faro coscienziale che illuminerà la via in verità ed in vita. L'indirizzo di contatto per tutte le future comunicazioni è elettivamente indetto in domicilio telematico PEC in essere info@pec.foodforestsardegna.com, gestito e amministrato dalla personalità giuridica Roberto Marini. Al fine di semplificare le azioni necessarie alla pacifica ed evolutiva transizione
tutti gli apparati attualmente presenti sul territorio di Sardegna, nominalmente di pubblica amministrazione, divengono di proprietà del popolo indigeno nativo Shardana Sardo, nei quali ambienti ed immobili saranno effettuate tutte le operazioni necessarie a rendere edotta l'intera popolazione della presente dichiarazione e statuto, manifestando entro e non oltre il termine del 31/12/2020 una completa trasmissione corretta delle informazioni in essa contenuta ed operando in contatto diretto con la personalità giuridica Roberto Marini e persona umana Roberto Marini per indire la prima ed immediata assemblea plenaria dell'isola di Sardegna, al fine di strutturare la prima ristrutturazione organizzativa di tutta l'attività politica comunitaria, conducendo appositi e metodici passi sociali sociocratici. Entro e non oltre la data a cui di seguito indicata era essere rispettivamente il 14/12/2020, dovrà essere già pervenuta risposta ufficiale da parte degli enti a cui la cui presente dichiarazione e statuto è venuta ad essere recapitata. Qualora entro tale data gli enti riceventi ancora non avessero adempiuto ai loro obblighi disposti, la popolazione Shardana Sarda sarà legittimata totalmente ad attivare tutti i processi di associazione comunitaria per la piena e totale attivazione delle metodiche e dei meccanismi necessari a ristabilire un ordine sociale, civile e politico autonomo, senza il bisogno di alcun consenso da parte di enti straniere presenti sul territorio, che risponderanno con responsabilità illimitata e personale di ogni e qualsiasi azione compiuta che rallenti, ostacoli, danneggi e o limiti il naturale scorrimento delle attività connesse dalla completa autonomia governativa del popolo Shardana Sardo. Verranno utilizzati tutti e qualunque metodi di divulgazione sociale, social media, tecnologie attualmente in uso per lo scambio di informazioni ed in special modo tutte le nuove tecnologie sviluppate all'interno dell'ambito della blockchain per rendere ogni attività trasparente, immutabile, anonima e sociocraticamente comunitaria. Da oggi, 3/12/2020 ed ora in perpetuo, il popolo nativo autoctono Shardana Sardo diventa focolare coscienziale per l'intero sviluppo umanistico della collettività umana tutta, al fine di rendere edotto ogni essere vivente e senziente della coscienza cosmica collettiva, manifestata attraverso Deus eo Deu, io sono io, me stesso, presente e compenetrante l'intera creazione universale divina, a partire dalla preesistenza cosciente, antecedente alla creazione stessa, da cui provengo, e con cui mi manifesto nel mondo fisico, integrato con lo spirito attraverso la forma celestiale evolutivamente più elevata, qual è la forma umana. L'essere umano, Dio vivente, figlio unigenito, generato, non creato dalla stessa sostanza del Padre. Amen. Si sono fatti sentire. Roberto. Resistente, Gli organi competenti si sono fatti sentire, hanno dato risposta. Sì, hanno protocollato Però non hanno... e hanno confermato che la comunicazione è stata trasmessa agli enti competenti. Non hanno mai negato quello che gli è stato comunicato ed è tuttora possibile per tutti beneficiare di questa strumentazione. Silenzio assenso. Non c'è stato neanche il silenzio. Il silenzio assenso sarebbe stata una mancata risposta, mentre invece c'è un protocollo comunale, un trasferimento da un ufficio ad un altro. In che data? No, però la risposta a te non l'hai avuta, loro l'ha mandata all'organo di competenza, te non ha risposto e quindi c'è silenzio assenso. Non c'era una domanda effettiva, però sto capendo cosa stai dicendo. Se tu gliel'hai posta così e loro non ti hanno risposto, vuol dire che tanto tu adesso parti perché non vogliono. È già avvenuto che loro abbiano risposto, ti ripeto, con un protocollo. Il numero di protocollo all'interno del loro sistema è la risposta di accettazione alla notificazione data. Sì. Che Però numero? ma tu avevi chiesto una risposta in quali termini? No, io gli ho dato delle disposizioni, che loro poi quelle disposizioni non le abbiano rispettate è un'altra cosa. Comunque lo statuto è lì, è pubblico e può essere visionato da chiunque. Ho due domande. Allora, una di carattere più amministrativo, cioè se questo statuto è stato comunque adottato poi dal governo provvisorio sardo. Non più. Nel momento in cui era stato accettato inizialmente per la cooperazione, il governo sardo provvisorio lo ha rimosso dal suo sito. Ma c'è un problema, la carta di identità che è stata fatta con La carta di identità sarda, che è stata effettuata con il governo sardo provvisorio, se ovviamente non si creerà una mediazione atta a far sì che il governo sardo provvisorio realmente vada ad essere a beneficio del popolo, sarà destituita.
verrà resa e quindi cancellata in trust, così come avviene con qualsiasi altra attualmente il documentazione. governo provvisorio sardo non ha comunque esposto comunque un altro statuto, cioè ha tolto Ha questo. indicato sì delle documentazioni collegate però alla loro organizzazione amministrativa militaresca. Quindi adesso Questa come fase un po' bisogna critica, diciamo, comportarsi? un po' critica. perché- Allora, adesso bisogna Cioè, comportarci esiste questo con... statuto, però Abbiamo fatto c'è un almeno problema. 2 ore e mezzo, se non di più, di dialoghi, quindi dobbiamo rifocillare il corpo un primo po', digerire tutto quello che abbiamo assorbito e incominciare a decidere pragmaticamente come muovere i prossimi passi, sì, senza che ci sia più il bisogno di dover rendere conto a loro. Questo è il primo passo. Come ho detto e spiegato, e sarà visionabile anche poi dalle precedenti registrazioni, si è già operati una tipologia di documenti all'interno della Common Law, che quindi è relativa alle leggi delle terre emerse, quindi ritornando direttamente alle leggi naturali, che ci dà la possibilità piena e propria di uscire completamente dalla funzione giuridica e riappropriarcene. Perché il matrimonio è un atto che arriva ad essere documentale solo nel momento in cui si fa un impegno. Di che cosa, solitamente? Di condivisione di beni, giusto? sì, ma non solo. Perché Non nella solo di vita bene. il marito e la moglie stanno condividendo i loro beni interiori. Non sto parlando di beni esteriori, ok, sì, dei beni interiori, le risorse che ciascuno dei due possiede, che non devono essere né sperperate né utilizzate a fini di creare veramente un disagio per la collettività. L'anno scorso è arrivata la neve. a Quando si decide di fare questo, nei sistemi comunitari tradizionali, per esempio hawaiani, è l'intera comunità che va a svolgere la, diciamo, cerimonia di matrimonio. Perché? Esatto, perché quelle due persone sono già riconosciute come un'anima unica, tant'è che infatti nell'universo esistono le fiamme gemelle proprio per questa ragione. Così come si può andare a testimoniare dal fatto che un essere umano integrato con la sua controparte sa di essere la stessa anima nonostante abbia due Quindi è corpi. un aspetto che poi può essere sviluppato anche in un secondo momento. Assolutamente per sì. come Certo. gestirla, diciamo. Io Cioè, perché ovviamente, scusa, finisco, o chiudo. Cioè, due anime, no? Che decidono di, come poter dire, suggellare questo Il loro amore. chiaramente non andranno a rivolgersi più né al comune, voglio dire, Assolutamente di no. residenza, e né Ancora di meno. cioè. meno, voglio dire, a strutture religiose, no? Ma credo che si rivolgeranno alla nazione, no? Per cui Alla sì. comunità stessa in cui effettivamente decidono di vivere. Perché questa è la questione più importante da riuscire a comprendere. Tutti noi che assieme decidiamo dove dobbiamo dimorare, lo facciamo perché siamo in comune accordo con le persone che ci circondano, perché riusciamo a renderci coscienti che chiunque ci circonda è una parte di quello che noi siamo. E questo fa sì che tutti siamo accettati vicendevolmente. Non c'è più una sorta di negazione o di problematica nel vedere il prossimo, ma ci si rende coscienti che anche chi ovviamente si sta amando, nella controparte maschile e femminile, ha il diritto di essere parte attiva di una comunità. E questa comunità la riconosce come coppia. Bene, E quella è grazie. un'unione vera e propria. Grazie.